encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai.
Il tempo cambia e cambiamo anche noi, ma la nostra essenza rimane la stessa. Da 360 anni trasformiamo le idee in realtà, le parole in connessioni, le notizie in legami. Siamo Gruppo Editoriale Atesis. Avviciniamo le persone e portiamo alla luce ciò che conta davvero. Siamo uniti dalla voglia di dare forma al mondo. Informiamo, comunichiamo, raccontiamo. Catturiamo il presente per restituirlo in tempo reale. Perché ogni notizia arrivi a te, ovunque tu sia, nell'istante in cui accade. Creiamo esperienze che mettono in contatto progetti, persone, visioni. Trasformiamo i valori dei nostri partner in messaggi che lasciano il segno e li amplifichiamo in un ecosistema senza confini, dove ogni voce trova risonanza, online e offline. Raccontiamo storie di arte e di poesia, entrando nella tua vita con romanzi e saggi di ieri, di oggi, di domani, che arrivano dritto al cuore. L'energia delle idee, la forza della condivisione. Siamo Gruppo Editoriale Atesis. Content Creators dal 1664. Il sole dei vecchi è un sole stanco, trema come una stella e non si fa vedere. Ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli attenti al loro pudore. Ho scelto le parole di Alda Merini per dare avvio a questa seconda sessione degli Stati Generali della Terza Età. La prima sessione si è svolta questa mattina e ha visto in modo particolare la partecipazione di amministratori dei comuni del Veneto e di molti assistenti sociali. A tutti voi buon pomeriggio e grazie della partecipazione. Gli Stati Generali della Terza Età sono nati su iniziativa dell'Istituto Rezzara, di Uripa e dell'Università degli Adulti. È organizzata dal gruppo editoriale Atesis. Ringrazio e saluto il Giornale di Vicenza con il suo direttore Marino Smiderli e gode della collaborazione e del patrocinio del Comune di Vicenza, di ANCI Veneto, dell'ANCI Nazionale e da quest'anno del sostegno, della collaborazione della Regione Veneto, a dimostrazione del valore, dell'importanza di questi 2 giorni di lavori iniziati, come vi dicevo stamattina, che si concluderanno domani sera al Teatro Olimpico. In questi 2 giorni, grazie appunto ai contributi sia degli amministratori pubblici, ai rappresentanti degli istituti, delle agenzie, degli enti, delle società che si occupano di programmazione sociosanitaria, e i rappresentanti di categorie economiche e sindacati e professionisti come medici, psicologi, sociologi, docenti universitari, cercheremo di aiutare a che la discussione relativa a quelli che oggi vengono definiti con una parola ricreata nell'ampio già vocabolario italiano, i Longelian, possa quella parola diventare centrale o almeno occupare uno spazio, un foglio bianco nell'agenda della politica. Per iniziare invito per un breve saluto il presidente dell'Istituto Rezzara, che è il dottor Vincenzo Riboni, che come dicevo insieme con Uripa, qui rappresentata dal presidente Roberto Volpe, e dell'Università degli Adulti, che è rappresentata da me, di meglio non hanno trovato evidentemente,
Ecco qua, dottore, per un primo saluto, grazie e benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo secondo momento importante di aggiornamento, di studio, di riflessione su una tematica che naturalmente ci coinvolge non solo noi, la nostra realtà, tutto il mondo. Io voglio così ringraziare in particolare l'amico Luca Ancetti, che insieme a Roberto Volpe dell'Uripa hanno organizzato, sono stati il motore veramente di questa seconda fase, parte dello Stato generale della terza età. Un grazie anche al Comune di Vicenza, alla Regione Veneto, all'ANCI, per il contributo significativo nel sostenere questa iniziativa. Grazie anche all'Atesis, che è altrettanto motore nel costruire questi eventi e questi momenti di interesse. Io posso solo dire che così, già riprendendo quanto fatto la volta scorsa, precedente, nella scorsa edizione, ecco, il tema che ricorre dell'anziano, il tema che ricorre di una società che invecchia sempre di più, non può essere ignorato, non può essere considerato come qualcosa di secondaria importanza, ma deve essere posto al centro di tutte le nostre azioni di interesse istituzionale, culturale, sociale, cioè il bisogno comunque e sempre di creare una comunità che sia veramente e che riconosca proprio negli anziani il bisogno di cura, il bisogno di servizi, il bisogno di una buona sanità, il bisogno di relazioni, di rapporti, affinché tutto ritorni ad una dimensione umana, accettabile, credibile e da perseguire ancora per il futuro. Grazie ancora una volta a tutti voi per la presenza, grazie ai relatori, grazie al direttore del giornale e grazie, continuo a ripetere, un grazie fortissimo a voi che avete la bontà e la pazienza di essere con noi in questi momenti importanti. Grazie dottor Vincenzo Riboni. Evito di anticiparvi i numeri e percentuali che segnano la dimensione di questo fenomeno, anche se proprio parlando con il sindaco di questa città, che ha la fortuna di essere molto, molto giovane e che è in viaggio di studio in queste ore, ci eravamo soffermati qualche giorno fa sul fatto che nei prossimi 20 anni il numero degli ultraottantenni raddoppierà praticamente in tutte le città. Per fare riferimento a Vicenza si passerà dal 7,5% al 14% dell'intera popolazione sarà ultraottantenni. Gli chiedevo, ma la nostra città, la nostra provincia, i nostri territori, le nostre comunità sono pronte a rispondere alle esigenze, alle aspettative, alle difficoltà che imporrà una così larga fetta della popolazione che avrà più di 80 anni, molti di quali staranno benissimo, ma non è garantito che tutti ci possiamo arrivare agli 80 anni e nemmeno garantito che ci possiamo arrivare in buona salute. Io ringrazio la disponibilità del Comune di Vicenza, che da subito ha accettato di affiancarci in questo progetto. Oggi il Comune di Vicenza è rappresentato dalla vice sindaca Isabella Sala. Grazie, benvenuta ad Isabella. Eccolo qua. Vieni. Buonasera a tutte le signore, a tutti i signori. E veramente porto un saluto grato, affettuoso da parte dell'amministrazione comunale. Stamattina c'è stato l'assessore sociale.
il sindaco doveva essere qui oggi ed è appunto altrove, e io sono felice, devo dire, di avere l'occasione di essere qui con voi. E quello è un tema, e noi siamo molto grati anche per questo approccio che avete avuto, questo approccio che vede questa grande sfida che abbiamo. Tanti, cioè i figli del boom dal 52 al 64, ci sono anch'io, è chiaro che questi sono i numeri, quindi quando dicevi poco fa tutti siamo parte di questo tema. È una grande sfida ed è una grande anche opportunità, perché è un'opportunità di ripensare il nostro modo di vivere. Ci piace, è quello che vogliamo, possiamo migliorare. Mi ha colpito molto ultimamente un aggettivo che ho detto, guarda, un po' anche respirato, no? Perché si parla i giovani, gli anziani, e qualcuno diceva, noi siamo tutti contemporanei, qualsiasi età abbiamo siamo contemporanei, perché in questo momento storico stiamo vivendo il nostro modo di avere la nostra età. È molto bello questo pensiero, non è una cosa banale, perché vuol dire che è questo modo di essere giovane, questo modo di essere anziani. Tu dicevi beato il sindaco che è giovane. Io ho figli di 30 anni e più, e è faticoso anche essere giovani oggi, se guardiamo il mondo che abbiamo intorno. Quindi questa è la bella sfida, dire noi siamo qui in questo tempo, in questo secolo, in questi anni, e questa è la grande sfida di 3 generazioni, pensare la contemporaneità di ognuno di noi cosa vuol dire. E chiudo perché potrei veramente parlare a lungo, ma sono qui per ascoltare, io amo molto pensare i nuovi modi, che sono antichi poi, di vivere insieme, i nuovi modi, l'economia solidale, l'abitare solidale. Adesso si parla tanto di co-housing, no? Di modi in cui generazioni diverse si aiutano, i sistemi di scambio senza denaro, le banche del tempo. Pensiamo come l'abitare, so che è uno dei tanti temi che vengono affrontati, perché credo il grande valore aggiunto di questi giorni sia che voi prendete proprio la persona in modo sistemico, olistico, integrato, nel senso che la persona è una e vive nelle relazioni appunto una persona vive nelle relazioni con la cultura, con la società tutta, con l'economia, e tutti insieme possiamo e dobbiamo dare risposte. Ecco, quindi chiudo dicendo che in questo abitare solidale, che punta alla parola solidale, e quindi la comunità è la cosa più importante, io penso sempre per esempio a un esempio, Verdi. Verdi lo potete ricordare come musicista, grande patriota, no? Possiamo ricordarlo e apprezzarlo per moltissimo. Ma Verdi cosa ha fatto? Ha creato una residenza per anziani musicisti che ancora c'è a Milano. Allora pensate l'idea di persone che hanno amato una cosa nella vita, l'hanno praticata e continuano, perché lui ha dato la possibilità che nella loro parte, diciamo, finale della loro vita, quella della pensione da musicisti, potessero continuare a vivere insieme. Quella casa di riposo c'è ancora a Milano. E quindi ecco, pensavo questo, cosa vuol dire trovarsi insieme con le passioni, trovarsi insieme con le relazioni, perché cura non vuol dire servizi, ma vuol dire appunto innanzitutto relazioni. Ecco, per cui credo veramente la gratitudine della città di Vicenza, continuare a ragionare insieme e poi che i ragionamenti diventino naturalmente azioni, ecco, però azioni che devono avere un pensiero e una visione, per cui credo che veramente quello che è oggi qui, grazie a tutti gli attori che sono veramente tanti, ecco, sia proprio quest'idea di avere una visione e poi insieme, insomma, di calarla nella realtà per tutte le persone, per le nostre comunità, e con questo grande respiro nazionale che devo dire anche questo avete consentito per la nostra città, per cui un pensiero grato e affettuoso, buoni lavori a tutti voi e contenta di essere qui con voi oggi. Grazie ad Isabella Sala. È vero che viviamo tutti nello stesso tempo, pizzico di invidia per chi ha qualche decennio in meno, insomma non possiamo negarcelo, saremmo ipocriti. Ascoltiamo adesso un contributo che ha voluto mandarci il Ministro della Disabilità, l'onorevole Alessandra Locatelli.
Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità che mi date di portare un saluto in questo evento straordinario degli Stati Generali della Terza Età. Grazie naturalmente a tutti gli organizzatori istituzionali, quindi ANCI, ANCI Veneto, il Comune di Vicenza, l'Istituto Rezzara, Uripa e Fondazione Università Adulti Anziani, ma soprattutto grazie a Roberto Volpe per l'attenzione, per la passione che mette nel suo lavoro. Grazie a tutti voi per quello che fate giorno dopo giorno per cercare di migliorare la qualità della vita delle persone anziane all'interno dei servizi, ma anche per mantenere le persone anziane sempre più attive nel contesto della vita quotidiana. Oggi naturalmente in particolare le persone con disabilità hanno bisogno di continuità nella presa in carico, ecco perché anche nella riforma sulla non autosufficienza delle persone anziane abbiamo inserito un passaggio fondamentale per garantire alle persone con disabilità che diventano anziane di poter vedere il proprio progetto di vita andare in continuità, modificato naturalmente nel corso del tempo secondo le esigenze, ma sicuramente anche con una strategia, un supporto e un sostegno che non devono mai venir meno. Quindi grazie per tutto quello che fate, perché portiamo avanti anche il decreto 62 per le persone con disabilità in un'ottica di presa in carico globale della persona, pensando sempre che la dignità di ogni persona sia fatta sicuramente di sostegni, cure anche dal punto di vista sanitario, ma che sia sempre più importante anche quella dimensione sociale, quell'attenzione umana alla presa in carico e alla presa in cura della persona, e anche quelle relazioni continue per dare dignità alla vita di ognuno, e questo soprattutto nelle persone anziane che magari vivono all'interno di una casa di riposo, di una comunità residenziale, è fondamentale. Quindi le attività ricreative, un momento di rapporto anche uno a uno con chi ti chiede come stai, con chi ti tiene un attimo la mano, con uno scambio che sia sempre di più umano. Ecco, io mi rendo conto che le difficoltà sono tante, perché il tempo a volte scorre veloce e anche chi svolge il proprio lavoro a volte è sottonumerato, quindi c'è bisogno di correre, però io credo che un sorriso, una parola e una carezza facciano sempre piacere, possano fare la differenza nella vita di tante persone che ormai la loro famiglia l'hanno anche nella struttura residenziale. Questo in realtà vale per tutti, anche per chi abita a casa, e soprattutto invece è una difficoltà sempre maggiore per chi sta da solo. Ecco, dobbiamo occuparci sempre di più tutti insieme di chi invece rimane solo. Dobbiamo fare in modo che anche il territorio e lo sviluppo di buone pratiche nel contesto della comunità possa isolare sempre meno le persone senza lasciare nessuno indietro. Questo è secondo me un obiettivo importante da portare avanti insieme. Io vi ringrazio per tutto quello che fate e spero di potervi incontrare presto. Grazie a tutti. Grazie al Ministro Locatelli. La solitudine è diventata una delle malattie che più spaventano le persone anziane. Ecco, ma quali passi in avanti ha fatto in questi anni la medicina, la fase della cura, come anche in virtù del significativo innalzamento delle aspettative di vita, che nel nostro Paese ha superato gli 80 anni, si è modificata la stessa attività dei medici, dei geriatri in modo particolare. Dove è arrivata l'integrazione tra cura tradizionale ed innovazione? Dove sta, come sta la possibilità di ricorrere alla telemedicina, al telemonitoraggio e ad altre tecnologie? Tutto questo permette un miglioramento nell'assistenza, una assistenza più personalizzata. Lo chiediamo e lo ringraziamo della disponibilità. Era con noi anche nella prima edizione il past president della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, il professor Andrea Ungar. Benvenuto da Firenze. Abbiamo scambiato due parole prima. Le serve? Sto così. Benissimo. Allora, la ringrazio, me ne scendo e l'ascolto molto volentieri. Grazie. Grazie a tutti, buonasera, grazie del graditissimo invito.
Titolo Gelatina Nuova Frontiera, 15 minuti, sono 40 anni che facciamo congressi su questo, quindi potremo stare qui tutto il giorno. Ringrazio molto anche per le parole che ho sentito precedentemente, perché aiutano quello che voglio dire, e farò una piccola sintesi di quello che è il pensiero geriatrico e quello che credo debbano fare i geriatri oggi. Da dove partiamo? Oggi voi avete sentito moltissimo parlare di PNRR, collegamento ospedale-territorio, il territorio ne riparlerò. Se guardate questa slide, questo è British Medical Journal del 1947, momento nel quale il servizio sanitario inglese istituiva la rete dei servizi geriatrici, ospedale-territorio, 1947. Si diceva c'è necessità di un continuum care e di una continuità di cura per i pazienti con una certa età. E questa è una tesi di laurea, vedete, 1992, la firma è del professor Antonini, che era ancora direttore della scuola per gli ultimi anni, e vedete è la storia della geriatria fiorentina. Il professor Greppi, clinico medico, decise di fondare la geriatria dandola in affidamento al professor Antonini, ed erano gli anni 50. E il professor Greppi diceva, vedete, ormai in ospedale su 100 ricoverati più della metà hanno almeno 60 anni, sembra sentire quello che si dice adesso, 75 anni fa. E Antonini e Greppi erano chiaramente due geni e giravano nel mondo per capire un po' come venivano trattati da qualcuno un po' più stravagante, gli anziani. E vedete, l'imperativo dei medici, si vuole ai vecchi, che erano soprattutto di origine ebrea, lo facevano con un grande successo. Nel loro imperativo c'era alzati e cammina. Nel loro imperativo c'era come e dove lo dimetto. Alzati e cammina, i nostri malati sono ancora tutti nel letto in ospedale. Il professor Antonini, quando sono arrivato da studente, faceva vestire i pazienti o le scarpe, così a letto non ci potevano andare. Tanto è vero che, vedete, il suo reparto era considerato diverso, bizzarro. All'epoca si stava ricoverati un mese per un infarto del miocardio, si poteva mangiare, cucinare. Non ho mai avuto, e ci ritornerò, il reparto nel quale ho lavorato chiuso, perché per fortuna dall'89 a oggi non mi sono mai spostato, e il concetto di terapia occupazionale era lontano anni luce. E vedete, fra le varie cose stravaganti c'era il fatto che non era mai chiuso. I parenti entrano quando vogliono. Tutt'oggi nel mio reparto, anche in terapia intensiva, entrano quando vogliono. Integrazione, cura diversa, valutazione multidimensionale, tutto nasce in British Columbia, e questo lavoro, guardate, 1984, Rubinstein dimostra che curare gli anziani in modo diverso aumenta la mortalità, riduce la mortalità, aumenta i servizi territoriali e riduce quelli ospedalieri. E sono gli anni 80. Allora qualche esempio per far capire cosa vorrebbe dire approccio geriatrico, per poi arrivare ad alcune storie dei nostri anziani, sempre per darvi una rapida carrellata, perché in 15 minuti non posso fare di più. Ma unità geriatrica per acuti, 2002 la società di gerontologia, che all'epoca era presieduta dal professor Masotti, mio secondo maestro dopo l'Antonini, insieme a Sigot scrivono come deve essere un'unità geriatrica per acuti. Deve essere diversa, deve essere bella, deve essere luminosa, ci deve essere il refettorio, deve essere aperta, ci vuole il fisioterapista. Se non facciamo questo, poi vi faccio vedere che cosa succede. E questo era il 2002. Cosa succede? Questi sono dati vecchi, ma purtroppo i dati recenti sono uguali. Se il ricovero è più di 3 giorni succede questo. Spesso anche solo un passaggio al pronto soccorso basta per fare questo. Queste sono le attività di base della vita quotidiana, quindi non roba difficile. Alzarsi, lavarsi, vestirsi, si entra autonomi e si esce disabili. E quante volte mi è venuto, professore, il babbo è entrato, faceva tutto, non fa più nulla, io come faccio a casa? Di chi è la colpa? Nostra. Perché? Perché il reparto non è idoneo. Non è basato sul mantenimento dello stato funzionale, è basato sulla cura della malattia acuta che l'ha portato,
che va benissimo per me, perché sono giovanissimo, ma non va bene per un anziano, in particolare fragile o molto anziano. E questo è Beppe Dati, un musicista fiorentino, non so se voi l'avete sentito, ma sicuramente avete ascoltato le canzoni di Mia Martini e le ha scritte tutte lui, per cui insomma non è proprio l'ultimo, e ha ricoverato la mamma purtroppo nel mio ospedale. E scrive proprio là in fondo a una di quelle tristi stanze, perché le stanze per gli anziani sono brutte e invece devono essere molto più belle. Oltre a perdere il proprio nome e cognome e diventare la numero 27, che è molto importante, è un anziano essere chiamato per nome, prima ho sentito parlare di carezze e di empatia, ci ritorneremo un attimo, ha perso totalmente le proprie capacità deambulatorie, nonché i suoi denti, o meglio la dentiera. E questo è il professor Antonini, che nel 1976 scriveva: la geriatria è molto più che la specializzazione che si occupa delle malattie del vecchio. Uno dei compiti principali è quello di favorire il recupero delle capacità funzionali dell'anziano, promuovendo il mantenimento della sua individualità e indipendenza nell'ambiente in cui è. E lui mi disse, gli ultimi giorni della sua vita, dice: io non ce l'ho fatta, probabilmente non ce la farai nemmeno te, però se qualcuno ce la può fare, quello sei te, mi raccomando. E questo me lo disse circa 20 anni fa. Per ora non ce l'ho fatta, però continuo a insistere. Perché tutto questo? Perché tanto primo la funzione vuol dire vita, stato funzionale vuol dire qualità di vita, ma stato funzionale vuol dire anche prognosi. Guardate, avere 0,2 malattie o 3,5 malattie alla dimissione dall'ospedale. Chiaramente è meglio averne 0 che 5, lo direbbe anche Catalano, ma la differenza non è così tanta. Guardate la differenza fra essere dimessi autonomi o dipendenti. E pensate a quella slide dove vi ho fatto vedere che li ammettiamo autonomi e li dimettiamo dipendenti. Noi abbiamo curato la malattia acuta, ma abbiamo peggiorato la prognosi. E in più abbiamo speso un sacco di soldi, perché dopo ci stanno di più, li devo istituzionalizzare, ci vuole la badante, il figliolo non può andare a lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le indicazioni dell'unità geriatrica per acuti. Ci sono tante cose. Una cosa sulla quale vi faccio riflettere: un refettorio. A un anziano gli dici: oggi si va a mangiare di là, e lui va a mangiare di là. E quella è empatia positiva, quella è energia che gli dà cura. E quando è con gli altri mangia molto di più che quando è da solo contro il muro. Avete mangiato voi da soli contro il muro? Oggi in ospedale si mangia nella stanzina a 2 letti da soli contro il muro, oppure nel letto. E se io chiedo il refettorio, non me lo mettono più. Io ce l'avevo anche in terapia intensiva il refettorio. Ora non ce l'ho. E la malnutrizione sta nell'ospedale. 48 ore di allettamento sono il 30% della massa muscolare. Se vi facessi vedere quante proteine mangiano gli anziani in ospedale, vi viene da piangere, considerando che ne devono mangiare 1,8 grammi pro chilo quando stanno in ospedale. Quando sono in ospedale, ho sentito parlare di solitudine e ne riparlo anche dopo, sono soli. Perché è chiuso l'ospedale? Per noi. Perché c'è l'orario di passo? Io pensavo fosse una legge dello Stato quando sono arrivato, poi ho visto che da dove ero io non c'era e mi sono cominciato a... E noi abbiamo cambiato svariati caposala perché volevano l'orario di passo. Abbiamo detto: lei se ne va, perché qui l'orario di passo non si mette. E questa purtroppo, guardate, è il dicembre 23 nel mio ospedale, in un reparto ortopedico, e questa signora mi scrive: sono dovuta andare via dal reparto, la mamma è molto agitata ma ci fanno entrare solo alle 17, alle 18, non voglio che stia sola perché va sempre più in confusione, lì sono blindati, non ha senso, il delirium si combatte quando possibilmente ce l'hai con un familiare accanto. E perché lo chiudo? Lo considero mio, ma non è mio, l'ospedale è del paziente. Gli ospedali privati sono aperti, gli ospedali pubblici sono chiusi. Non ha nessun senso. Sono riuscito a convincere il presidente Gianni, tanto la campagna elettorale è finita, in primavera parlando a cena di questa roba, e disse: no, ma lo devo scrivere. Lui ha deliberato a tutti i direttori generali che l'ospedale deve essere aperto salvo controindicazioni. Com'è il mio ospedale? Chiuso.
salvo il mio reparto o qualche altro. In ospedale e co-management, gli anziani e i ricoverati hanno bisogno di un approccio geriatrico. L'approccio geriatrico viene dai geriatri, i geriatri devono visitare questi pazienti insieme agli altri specialisti, in particolare nei reparti chirurgici. Ha preso molto piede l'ortogeriatria, funziona molto bene, ha cambiato completamente la prognosi dei pazienti, ma guardate, questo è, non vi voglio tediare con i numeri, vi dico solo che la presenza di un geriatra in chirurgia generale dimezza la mortalità intraospedaliera, perché l'approccio è diverso, che giustamente il chirurgo deve fare il chirurgo, l'ortopedico deve fare l'ortopedico, il mio babbo era ortopedico, doveva stare in sala e operare la gente, non stare in reparto a guardare di sistemare le medicine dell'anziano novantenne o cercare di levarlo dal letto il prima possibile e farlo mangiare. E il famoso collegamento ospedale-territorio. Qui permettetemi una parola. Chi di voi in casa pensa al collegamento fra la camera da letto e il bagno in casa sua? Devo fare il collegamento fra la camera e il bagno, perché c'è un muro. Cioè uno va dall'architetto e dice: scusi, come l'ha fatta sta casa? E io devo andare al bagno. Il sistema sanitario nazionale è uno. Il paziente è uno. Siamo noi che abbiamo creato l'ospedale e il territorio e la medicina generale e gli specialisti e il sumaista e il dottore dell'ospedale. Il paziente alle 14.02 è mio dell'ospedale, 14.04 è del territorio, accanto a 100 metri. Pagati tutti dallo stesso ente. Siamo tutti insieme. Non ha senso. Ha senso perché io ho il mio potere di avere questo, questo e questo, quell'altro c'ha questo, questo e questo. Non è così. Diamo delle funzioni, diamo delle responsabilità, ma tutti insieme. Non ci sono io e loro, io ospedaliero e loro territoriali. Siamo tutti gli stessi. E durante il Covid a Firenze ci venne l'idea, subissati nella prima ondata, io aprì subito una subintensiva Covid, che ci misero ovviamente subito a fare quello, di tutti i pazienti che arrivavano dall'RSA. E ovviamente lo sapete benissimo. A 90 anni ci siamo resi conto che io avevo la terapia intensiva geriatrica, quindi non è che non lo curo, ma ci siamo resi conto che era totalmente inutile andare oltre una certa trattamento. Intubare un anziano col Covid non aveva nessuna chance, nemmeno a 50 anni. Quasi avevano le chance quelli che arrivavano al tubo, quindi non aveva senso. E allora decidemmo di andare noi in RSA nella seconda ondata, a fare tutto quello che si faceva in ospedale fino all'intubazione, compresa la ventilazione non invasiva che si può fare domiciliare, cioè la gente ha la CPAP la notte, si può tranquillamente fare. E questo abbiamo fatto, vedete, nella seconda ondata, e qui vedete cos'era successo. Questa è la prima e questa è la seconda ondata. Vi dico solo che dal 60% se ne sono ricoverati il 10% e dal 31% ne sono morti il 23%. Cioè non solo sono rimasti lì, ma sono morti meno. Questa esperienza è continuata e adesso a Firenze c'è il Girot, che è proprio un ospedale domiciliare gestito dai medici ospedalieri, insieme ai medici del territorio. E quando io con la macchina vado da Careggi a casa di un paziente, anche a 50 metri più in là, mi sentivo all'inizio un pesce fuor d'acqua. Che ci faccio con la macchina dell'ospedale fuori dall'ospedale? Collegamento ospedale-territorio. A Firenze, insieme all'ASL e al dottor Benvenuti, ringrazio perché questo è avvenuto anche grazie a lui, riusciamo a stare tutti insieme. E c'è un medico che la mattina in terapia intensiva e il giorno dopo va a fare il giro dell'ospedale domiciliare. Questo vuol dire, quello che vi ho raccontato finora, gerontologia e geriatria, la cura e l'approccio geriatrico, l'approccio empatico, l'approccio olistico, l'approccio generale. Sicuramente una medicina molto umana, se non sei umano di anziani non ti puoi occupare. E non mi ero messo d'accordo con chi parlava prima, ma sicuramente noi dobbiamo occuparci anche di solitudine. Il 35% degli ultra 75 anni nelle nostre città è da solo. E questo era un evento nel quale sono nate tante idee. Guardate, c'è di nuovo l'Alda Merini, guarda come ci si ricollega all'introduzione. Si è bloccato tutto. La vedovanza genera malattia, la solitudine genera demenza, la solitudine genera i tumori.
perché genera stress, infiammazione e malattia. Soprattutto in questo caso la vedovanza fa male all'uomo, perché la donna per ora se ne frega, perché la donna non è dipendente dall'uomo e l'uomo è dipendente dalla donna. Questo sta cambiando, per noi secondo me sarà diverso, ma qui vedete come i pallini neri, l'infarto aumenta solo nell'uomo e non aumenta nelle donne. E questo per tutte le condizioni. Ma perché? Perché è lo stress, ma non per l'infarto e basta, anche per i tumori, perché genera infiammazione generalizzata. Quindi stare soli genera malattia. Credo sia molto geriatrico quello che abbiamo cercato di creare con questa associazione che si chiama Veteris, che ha unito per la prima volta geriatri e veterinari per gli interventi assistiti con gli animali e per gli animali da compagnia per l'anziano, che è nata un paio di anni fa. Sicuramente ha una grande utilità per l'anziano da un punto di vista sociale e sanitario. Questi sono interventi in centro diurno Alzheimer, non ho tempo per farvi vedere di più, ma sicuramente un animale è molto importante. Per chi sta bene avercelo a compagnia in casa, per chi sta male avere un intervento assistito fatto bene secondo certe regole, e poi anche per un altro motivo che però voglio dire alla fine. Questo è un libro che abbiamo scritto proprio da poco sull'argomento, per chi gli potesse interessare. Questo funziona un po' come gli pare. Il bello, sto per finire, insomma, ho solo 2 minuti. Il bello per i nostri anziani, lo diceva anche Papa Francesco. Papa Francesco era molto sensibile agli anziani, ha promosso la legge 33, ha voluto una legge sugli anziani dell'Italia. Voi dite lui era il Papa, sì, ma ve lo dico io che l'ha voluta. Il bello, gli anziani, soprattutto se molto malati, devono stare nei posti belli, non nei posti brutti, perché il bello genera salute, il brutto genera malattia. Me mi potete ricoverare anche in un reparto orrendo, tanto, e anzi se esco 3 kg meno, ma fatta anche bene. Il novantenne no. Dobbiamo avere i posti belli, e l'empatia, qualcuno ha detto una carezza, aveva tantissima ragione. Sorridere, qui andai a trovare Moreno, una domenica mattina ero in RSA vicino a casa mia, era un storico paziente, il figliolo per 1 mese mi ha detto che Moreno è impazzito dal fatto che andavo lì, e questa è la Rita che ha fatto un'angioplastica a 100 anni. Sorridiamo, stiamoci insieme col sorriso, toccandoli e con una possibile empatia. E tutto questo deve andare contro l'ageismo. So che ne parlerete domani. L'ageismo, la parola l'ha creata Robert Butler nel 1969, ed è la discriminazione dell'anziano solo sulla base dell'età. Nessuno se la considera, ma forse dobbiamo pensare che l'ageismo costa un sacco di soldi. Ci costa un sacco. Non trattare gli anziani non è che muoiono, ci costano. Sia l'ageismo che l'autoageismo. E c'è una campagna dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contro l'ageismo. Qui vedete Alara Officer e Vania dell'Affluente, poi li ritroveremo. E proprio durante il Covid ho pensato di riunire un gruppo di geriatri, vedete Carta di Firenze. Questi sono geriatri molto importanti a livello mondiale, molto più importanti di me. Io ho avuto il merito di metterli insieme, vedete, insieme ai membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupano di ageismo, e abbiamo scritto la carta che poi sono riuscito a far chiamare Carta di Firenze contro l'ageismo in sanità, che prende proprio spunto su tanti aspetti e che stiamo cercando di portare avanti in questi anni. Abbiamo pubblicato a livello internazionale, ci siamo trovati da tutti e 5 i continenti a Firenze, vedete, per implementare proprio la carta lo scorso anno, e la stessa cosa sto cercando di portarla nelle scuole. Questo è il primo evento per le scuole fiorentine, vedete i ragazzi con la Carta di Firenze tradotta in italiano, e un disegno fatto da una ragazza dell'Istituto Superiore del Liceo Artistico, perché credo che o il patto intergenerazionale o noi la sfida dell'ageismo e la sfida dell'invecchiamento non la possiamo vincere. In qualche modo la dobbiamo vincere, perché se no andiamo nel muro, perché tanto ci sono, quindi dobbiamo trovare la modalità di fare qualcosa. E ritorno per chiudere agli animali. La cosa più antiageistica che c'è è lo sguardo degli animali. Gli animali ti guardano sempre nello stesso modo, che tu sia bello o brutto,
sano o malato, anzi più sei malato, più sei fragile, più ti guardano bene, più ti stanno vicino, come ben sapete, e soprattutto gli animali non ti giudicano, quindi dobbiamo imparare molto da loro, perché noi siamo tutti abbastanza ageistici. Quindi il sogno è quello di fermare l'ageismo e abbiamo assolutamente necessità di un approccio geriatrico omnicomprensivo che porti al bello i giusti criteri di accesso, le idee logistiche ambientali, un approccio empatico incentrato sulla funzione, un collegamento ospedale-territorio, direi quasi l'abolizione del termine ospedale-territorio facendolo diventare sanità pubblica, e la sconfitta dell'ageismo. Credo che si possa fare, anche perché lo possiamo fare risparmiando dei soldi, quindi non è impossibile e non è utopico. Per i nostri anziani è un domani per quelli che spero ci arrivino. Vi ringrazio moltissimo per l'invito e l'attenzione. Grazie. Grazie. Rimanga un attimo, professor Runga. Intanto siamo noi che la ringraziamo per la franchezza e anche per il coraggio di alcune sue affermazioni. È un ospedale da sogno quello a cui lei tende, e mi fa molto piacere. Mi è piaciuto un sacco quando ha detto l'ospedale è del paziente e non dei medici. Lei lo sa che non l'ho sentito molte volte, vero? Vabbè, io lo dico perché ci sono, è così. Due cose che le volevo chiedere. La scuola di specializzazione in geriatria vede l'attenzione di giovani medici? Devo dire che sta cambiando molto, soprattutto negli ultimi 7, 8, 10 anni c'è molto più interesse. Io ho la nostra scuola, vabbè, ora Firenze non perché ora la dirigo io, ma da sempre è una scuola un po' diversa, è sempre stata piena, è sempre piena. Però anche tante geriatrie sono piene, e noi nei congressi come Società di Gerontologia italiana e anche europea puntiamo molto sui giovani, siamo pieni di giovani nei congressi. Se capiscono questo, sono contenti. Se vogliono guadagnare tanti soldi, non fanno il geriatra, perché non è la specializzazione dove si fanno i soldi. Ma se vogliono essere dei medici umani che hanno in mano il paziente e lo capiscono, allora arrivano. Quindi c'è anche un bel bias di selezione, perché solitamente vengono persone che hanno un'umanità necessaria, se no questo mestiere non si fa. Professor Runga, un'altra cosa. È corretto che negli ospedali ci sia un pronto soccorso pediatrico. Penso che sia impossibile ipotizzare un pronto soccorso geriatrico, ma un colore che sia attribuito alle persone che hanno più di 70, 75 anni, che abbiano una corsia preferenziale, è pensabile che possa arrivare nei pronto soccorso? No, sta arrivando, perché questa è una domanda importantissima. Sta arrivando perché se non si cambia il pronto soccorso non ce la fa. Quindi stanno arrivando i geriatri in pronto soccorso, in tante esperienze anche italiane. C'è la necessità di una zona diversa, a mio parere colorata, bella, con la musica aperta ai parenti, dove ci deve stare il meno possibile. E uno dei punti della Carta di Firenze sull'ageismo è che l'anziano in pronto soccorso a parità di codice va visto prima, non dopo. E invece noi lo lasciamo lì perché ha 90 anni, aspetta un attimo, vedo di fare questa roba e quello muore. Oppure ci sta 20 giorni in più perché ci ha preso il delirio, l'infezione urinaria. Ripeto, lasciateci me aspettare 3 ore, chiaramente a parità di codice, cioè il codice rosso, certo. vado tutto il codice rosso. Ma quelli che possono aspettare devono passare avanti gli anziani. Senza dubbio, ma perché serve a lui per prima cosa, e noi siamo lì per curare malati, ma anche al sistema, perché riduco il delirium, accorcio le degenze, e oggi noi li vediamo in pronto soccorso e col Girot li mandiamo in ospedalizzazione domiciliare, magari lo tieni 24 ore, fai 3 cose, lo stabilizzi e lo mandi a casa curato con l'ospedale domiciliare. Se c'ha, attenzione, ospedale domiciliare se è possibile, perché se no passa il concetto, gli anziani tutti a casa, così l'ospedale li si chiude e siamo rovinati. No, e quando arrivano in ospedale ci vuole un ambiente dedicato, che ripeto, non costa nulla rispetto a quello che sono i costi della sanità.
scusate il calore, ma insomma, sai. No, la ringraziamo per il calore. Grazie. Grazie mille, Runga. grazie. Che nei pronto soccorso a parità di colore, di emergenza, vada prima l'anziano, mi sembra una cosa così logica. Quando io ero più giovane salivo in autobus, ve lo ricorderete, c'era scritto che i posti, se ci sono degli anziani, sono riservati agli anziani. Se non ci sono anziani nell'autobus ci si poteva sedere quando io avevo 15 anni in autobus. Nei pronto soccorso evidentemente questo ancora non vale. Vi dicevo che gli Stati Generali sono iniziati questa mattina con una sessione coordinata dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto e dedicata agli ATS, agli ambiti territoriali sociali. Invito il direttore della Direzione dei Servizi Sociali della Regione, Pierangelo Spano. Il titolo del suo intervento è anche particolare, originale: presa in carico dei bisogni sociali se nessuno si salva da solo. Benvenuto, grazie della disponibilità. Grazie. Grazie direttore, buonasera a tutti e ben ritrovati con coloro che hanno condiviso con noi la mattinata. Devo dire, mi complimento per la relazione che ha aperto questi lavori e non voglio, deludervi, la mia sarà sicuramente più contenuta e senza il supporto di diapositive, però davvero trovo importante portare anche una riflessione rispetto al ruolo che la Direzione dei Servizi Sociali nell'ambito dell'organizzazione della Regione del Veneto ha rispetto al tema della non autosufficienza e della terza età. Partirei da una riflessione anche un po' riprendendo il saluto della vice sindaca quando ha detto siamo tutti contemporanei. È vero, io condivido, e nell'essere contemporanei condividiamo questa grande sfida di vivere nel mondo delle 3 I. L'insicurezza, le incertezze, l'isolamento e l'individualismo. Tutti aspetti che sono trasversali alla nostra società e che sicuramente portano elementi e carichi assistenziali diversificati, ma dei quali dobbiamo trovare, un'alchimia, una soluzione, perché nell'incertezza uno tende un po' a ritrarsi, prova a difendere le posizioni quando le ha, certamente non guarda in maniera coraggiosa al futuro, che invece si manifesta. Nell'isolamento c'è quella perdita di relazioni che nei giovani produce effetti che sono via via sempre più visibili, ma che giustamente anche con l'avanzare degli anni comporta tutta una serie di disagi che le generazioni precedenti non vivevano, e l'individualismo, che è secondo me il tratto distintivo più complesso, perché nell'età dell'autonomia, nell'età del successo, stare per conto proprio sembra una conquista, sembra un elemento, quasi un privilegio, che poi però scava e nella misura in cui la fragilità si manifesta ti presenta il conto. Allora, questo per dire che siamo in una terra incognita di fatto, ci muoviamo di fronte a queste sfide senza poterci avvalere di un modello precedente e anche con la fatica di costruirne, andando un po' per prove ed errori, come sempre è successo nella scienza. Quindi faccio mio, parafrasandolo, una frase famosa che dice: se la cultura costa, provate con l'ignoranza. Ecco, se le riforme sono rischiose, il non farle ha sicuramente dei costi, e lo possiamo ben constatare anche rispetto a certi ritardi o a certe dinamiche con cui i trend demografici si stanno manifestando. In un elemento che cerchiamo sempre di tenere in considerazione all'interno della programmazione regionale, che è il progressivo affacciarsi di una sfumatura che non è più solo un dato anagrafico. Gli antichi avevano capito che la vecchiaia non era misurata in anni, ma era misurata sulla condizione di salute. E in fondo c'è tanta saggezza e c'è tanta verità in questa definizione, perché di fatto finché uno sta bene non sente il peso degli anni, e quindi anche stabilire arbitrariamente, come per tanto tempo abbiamo fatto con l'uscita dal mondo del lavoro, la pensione, l'entrata nella terza età, stabilirla sui 65 anni, abbiamo ampia evidenza che questa soglia ormai si manifesta come un elemento ancora
con una speranza di vita residua importante e con delle capacità significative. Però ecco, se non è più così semplice stabilire un punto, bisogna gestire quel passaggio a volte repentino, traumatico, legato a un evento imprevedibile, tra un'esigenza che gli anglosassoni definiscono bene con due termini in cui cambia solo la vocale, care e cure. È sempre curare la traduzione in italiano, ma il significato è profondamente diverso, perché nel care c'è, come dire, un essere prossimo, un coinvolgere, un essere vicino. Nel cure c'è l'assistenza, quella appunto anche medica, clinica, dove serve, c'è un curare proprio legato a un bisogno sanitario. E allora la gestione di questo passaggio, che appunto uno non si augura mai, pur sapendo che prima o poi potrà succedere, perché appunto alcune patologie si manifestano in maniera progressiva, altre con dei traumatismi o con degli eventi per cui c'è un prima e un dopo, al quale non si è pronti, non si è preparati, e in molti casi anche la propria rete familiare non è pronta e non è preparata, con tutto quell'elemento che accompagna poi la necessità di trovare una nuova organizzazione. Allora, programmare su questa sfida è sempre complesso e il tentativo è di presidiare tutti gli aspetti. Quindi quando stiamo nella prima fase, quella che gli inglesi chiamano del care, è chiaro che dobbiamo investire molto sui progetti dell'invecchiamento attivo, sulle iniziative del co-housing. Faccio notare che la Regione del Veneto ha fatto una legge sull'invecchiamento attivo nel 2021 che ha anticipato un contenuto importante della riforma che veniva ricordata prima della non autosufficienza, creando i presupposti perché si sviluppassero sul territorio queste opportunità che si vestono di diversi contenuti, tra il dialogo intergenerazionale, la formazione sull'uso delle tecnologie, la trasmissione dei saperi, il socializzare, uscire di casa, quindi rompere quella trappola dell'isolamento e dell'individualismo. Ma anche il co-housing appunto è una realtà sempre di più, per la quale quest'anno abbiamo avviato un progetto di mappatura, perché di fatto, essendo un'iniziativa locale, non c'è oggi un censimento preciso di quante siano queste possibilità, dove siano collocate, perché in certi contesti si siano sviluppate e in altri no, che tipo di anche accessibilità hanno, capendo che in quella soluzione, in una determinata fase del percorso dell'invecchiamento, si possono trovare risposte di qualità che restituiscono appunto una vita di qualità, ancorché non definitive. E questo perché appunto poi bisogna presidiare sicuramente anche quella parte di interventi e di risposte che vanno verso il care, cioè la cura dove c'è un bisogno, e su questo diciamo che il dibattito è sicuramente più vivace e non so se dire più consapevole, ma sicuramente prende atto di quello che è uno sforzo importante, che va fatto nella direzione di garantire le risorse necessarie a un sistema che trova nelle IPAB, che in Veneto ancora abbiamo in questa configurazione di ente pubblico, e in tutto quel sistema di risposte ai bisogni della non autosufficienza. Anche qui lo sforzo di far crescere questa opportunità si misura con la velocità di alcuni trend. Ora, spero di aver fatto passare l'idea che non possiamo traslare automaticamente su un dato anagrafico una domanda di assistenza sanitaria, però siamo consapevoli che aumentando il numero di persone in certe condizioni, una parte di queste arrivano anche a quel tipo di bisogni. Un elemento che in questa sede mi sento di riprendere, perché tante volte compare nel dibattito pubblico, è proprio quello delle persone che, valutate come non autosufficienti, sono in una situazione di attesa di un posto in struttura residenziale. 10.972 è il numero, ed è un numero che torna spesso anche nei dibattiti, che oggi in Veneto caratterizza appunto questa condizione. Quello che nei dibattiti diciamo non emerge sempre, anche perché è un dato amministrativo di cui magari la Regione è in possesso ma non è così divulgato, è che di queste persone in attesa il 15% riceve una prestazione per assistenza a domicilio, quella che in termine tecnico si chiama impegnativa di cura domiciliare. Il 50% riceve comunque un'attività di assistenza domiciliare integrata di tipo sanitario,
che ha delle caratteristiche, degli accessi orari, ma che dimostra, come dire, una presenza, un inizio di presa in carico di un bisogno. Poi ne resta un 30% che in effetti noi oggi non mappiamo nei nostri interventi, anche se da questo punto di vista si poteva spingersi con l'analisi a ricostruire quanti magari accessi al pronto soccorso, per riprendere un tema, o ricoveri ospedalieri o altre prestazioni, senza contare tutta la spesa farmaceutica. Però ecco, non è qui il punto, qui è la consapevolezza che bisogna lavorare su questo fenomeno, non trascurando quello che si fa, e in una filosofia che appunto ho voluto dare al titolo di questo saluto, di questo intervento, che il sistema non può scommettere su una soluzione, deve scommettere sulla sua capacità di averne, e progressivamente con la giusta dose di intensità assistenziale, in modo da accompagnare quello che comunque è un percorso, perché quello dell'invecchiamento, più o meno accelerato, più o meno traumatico, è un percorso che caratterizza tutta la vita e che ha, come dire, necessariamente il supporto di stili di vita, prevenzione, buone cure, capacità appunto di garantire quel livello di qualità della vita, se vogliamo prendere proprio un'etichetta assoluta, che diventa poi la vera conquista dell'allungamento della vita. Quindi rispetto a questo, e concludo qui il mio intervento, visto che appunto non voleva essere una relazione, ma sostanzialmente un saluto e un contributo a questi stati generali, dico che è importante che ci siano momenti di riflessione, di dibattito, perché davvero, se la sfida è costruire questa qualità, dobbiamo immaginarci anche di fare degli interventi continui su quelle che sono le modalità di risposta, per non, tra virgolette, autocostringerci a fare quella riflessione anche amara. Anch'io ho apprezzato l'onestà intellettuale del professore di prima, nel dire che non è la risposta di un letto e di una stanza in cui si mangia di fronte al muro quella che ognuno di noi augura a se stesso nel proprio percorso di invecchiamento. Quindi anche l'investimento nel costruire queste soluzioni deve mettersi nella sfida di costruire anche delle alternative. Quindi vi ringrazio per l'ascolto, io mi fermerei qui, direttore. Grazie. Grazie al dottor Pierangelo Spano, grazie anche della precisazione intorno alle 10.000 persone che attendono un posto nelle RSA del Veneto. Devo dire, la Regione le prende in carico per quella che è l'assistenza domiciliare. Per esperienza personale le posso garantire che chi le prende in carico sono le famiglie, non quelle 2 mezz'ore che, con tutto il bene che voglio alla Regione e agli assistenti, possono dedicare a persone che per il resto della giornata, cioè 23 ore, sono relativamente autosufficienti o non autosufficienti. Quindi è sulla famiglia che ricade il peso dell'attesa per entrare in una RSA, e io lo dico per esperienza. Siamo d'accordo. Il terzo approfondimento di oggi riguarda un non trascurabile effetto più o meno collaterale che il rapido invecchiamento della popolazione sta portando, complice un sempre più basso tasso di natalità, introdurrà nel volgere di qualche anno, riguarda la sostenibilità del sistema pensionistico. Chi alla mia età è più salvaguardato, i giovani che purtroppo mancano in platea sono un po' meno salvaguardati. Il combinato disposto tra l'uscita di milioni di lavoratori, i cosiddetti baby boomers, e il progressivo calo delle nascite, pensate che nel 1959, che è il mio anno, sono nati oltre a me altri 870.467 bambini, nel 2024 370.000. Ecco, tutto questo, che sono numeri ben conosciuti, mette a serio rischio la tenuta del sistema pensionistico e, ahimè, ho impressione che tutta questa allarme ce lo confermerà il direttore dell'INPS del Veneto, che invito a raggiungermi e ringrazio della disponibilità, il dottor Filippo Pagano. Grazie, dottore. Non so se ci darà delle informazioni meno allarmanti di quelle che ho dato io, ma
quello che è successo. Proverò a essere meno allarmante. Sì, lo dica ai giovani soprattutto. Sì, no, infatti, innanzitutto vi porto i saluti del Presidente dell'Istituto, l'Avvocato Gabriele Fava, che doveva essere qui e non ha potuto essere presente, e quindi cercherò io di illustrare il tema. Effettivamente, quando si parla di previdenza, quando parla l'Istituto, spesso si pensa agli anziani. D'altra parte siamo in un contesto di stati generali della terza età, ma il tema del sistema pensionistico non riguarda gli anziani oggi, quindi c'è un tema di contemporaneità effettiva, nel senso che noi oggi viviamo il contemporaneo, lo diceva la vice sindaca, e lo viviamo nella misura in cui parliamo ai giovani. Quindi noi che in qualche modo rappresentiamo la terza età o siamo operatori che lavorano nell'ambito della terza età, stiamo parlando ai giovani. E quando si parla ai giovani si parla anche in una prospettiva demografica, lo sappiamo, i dati che sono nella slide lo dicono, sostanzialmente abbiamo un paese, il nostro, l'Italia, che è in progressivo invecchiamento, c'è una riduzione della popolazione residente e popolazione attiva, e abbiamo anche una riduzione di quello che è il rapporto tra i lavoratori attivi, e quindi le persone in età lavorativa, rispetto alle persone che appunto vivono in Italia. Questo rapporto chiaramente rischia di mettere in crisi il sistema, rischia nella misura in cui ovviamente c'è anche un tasso di natalità che è in riduzione. Noi abbiamo sostanzialmente una proporzione che progressivamente negli anni porterà la maggioranza della popolazione nella fascia d'età non lavorativa rispetto a quella lavorativa, e questo evidentemente genera una condizione di potenziale squilibrio. Quando però si parla di sistema pensionistico si deve pensare, da un lato il tasso della natalità è rilevante, veniva ricordato prima, i nati nel 59, i nati nei primi anni 70, io sono del 73, quindi nel mio anno sono nate più o meno 700-800 mila persone, oggi meno della metà. E questo evidentemente porta a squilibri. Però quando si parla di sistema pensionistico, se ci limitassimo a pensare al sistema pensionistico faremmo un errore, perché il sistema pensionistico è un di cui del sistema paese, del sistema imprenditoriale, del sistema economico, quindi non è che va in crisi il sistema pensionistico e tutto il resto funziona. Se va in crisi il sistema pensionistico ce ne siamo accorti molto prima, è andato in crisi qualcos'altro, è andato in crisi il sistema. Appunto siamo in Veneto, ci sono dei dati che sono ovviamente della regione Veneto, dati che confermano sostanzialmente il saldo negativo delle nascite, e quindi questo chiaramente incide in maniera evidente, è un dato regionale ma che ovviamente è un dato confermato anche a livello nazionale. Abbiamo un invecchiamento, abbiamo una speranza di vita maggiore, la speranza di vita maggiore evidentemente fisiologicamente ci rincuora, ma porta con sé, veniva ricordato prima, anche una condizione potenzialmente di malattia, e quindi anche di cure che sono necessarie nella forma e nelle modalità che venivano ricordate. Quello che dobbiamo pensare è che a fronte di situazioni oggettive noi abbiamo due possibilità: o guardare solamente al sistema pensionistico e quindi fare in modo che la riforma del sistema pensionistico in se stessa stia in equilibrio. Il legislatore nei primi anni 90 lo ha fatto, tutto sommato anche con la legge Fornero è stato completato il sistema per tenere in equilibrio il sistema pensionistico. Però tenere in equilibrio un sistema pensionistico nella misura in cui lo leggiamo come banalmente entrate e uscite non significa avere un sistema che in qualche modo risponde ai bisogni della collettività. Quindi se prima si parlava del malato, si parla della persona, si parla di quello che è la condizione di vita delle persone, noi dobbiamo puntare non solo a un sistema in equilibrio, a un sistema che regge, ma a un sistema anche che risponde positivamente ai bisogni delle persone. E allora abbiamo una percentuale di PIL che in qualche modo è impegnata nella spesa pensionistica, e vedete la progressione. Chiaramente abbiamo i baby boomer, abbiamo i nati negli anni 60 che progressivamente ormai in pensione o in fase di pensionamento, e quindi c'è una curva di aumento della spesa pensionistica sul PIL.
Queste sono le previsioni, vedete che dal 2000 più o meno, dal 2040 in poi c'è una riduzione della spesa proprio perché le riforme che ricordavo prima, dei primi anni 90 della legge Fornero, creano le condizioni appunto di un sistema in equilibrio, sistema contributivo, metodo di calcolo che molti di voi conoscono. È anche vero che una percentuale di PIL si può come dire, vedere in aumento o in riduzione in funzione del PIL, quindi dobbiamo puntare anche da questo punto di vista alla crescita economica. Allora, se le criticità che abbiamo individuato sono l'invecchiamento demografico, il pensionamento della generazione appunto del baby boom, l'aumento delle pensioni rispetto agli occupati, dobbiamo anche immaginare quali sono le soluzioni. E le soluzioni le dobbiamo immaginare di due tipi, soluzioni immediate o comunque del breve termine e soluzioni di prospettiva, perché chiaramente gli ingredienti per dare una risposta a un problema complesso non è un solo ingrediente, non sono due, ma sono una composizione di ingredienti. E spesso e volentieri quando si parla di ingredienti si parla anche di attori, se si parla di attori si parla di una molteplicità di soggetti, siamo abituati, parlo da pubblica amministrazione, ciascuno a ragionare in termini verticali, cioè rispetto al proprio io, rispetto alla propria soggettività, alla propria condizione di istituzione. Quello che invece dobbiamo imparare a fare, e devo dire che in Veneto si riesce a farlo bene, io sono direttore regionale del Veneto da 3 anni e la collaborazione con gli istituti, gli enti, i soggetti che sono in Veneto è fisiologicamente portata alla condizione di lavoro in rete, nonostante una caratteristica probabilmente del Veneto, per cui diciamo la particolarità territoriale di ciascuno è ben nota e la conoscete meglio di me, però la collaborazione istituzionale questa l'ho riscontrata in maniera molto evidente. Ma noi abbiamo condizioni a cui dobbiamo sostanzialmente riuscire a rispondere, quindi da un lato dobbiamo immettere e favorire nuovi lavoratori perché dobbiamo aumentare la base imponibile dei contributi, dobbiamo sostanzialmente aumentare quello che è la ricchezza del Paese, dobbiamo creare anche una condizione di passaggio di competenze perché noi siamo in una fase temporale di coorti anagrafiche che vanno in pensione in maniera massiva e che sostanzialmente fanno perdere al sistema produttivo delle competenze che non sono immediatamente possedute tutte dai lavoratori giovani che si immettono nel mondo del lavoro. E quindi dobbiamo anche in qualche modo provare a rallentare l'uscita in termini volontari, il bonus Giorgetti in qualche modo risponde a questa esigenza proprio per cercare di dare dei vantaggi economici rispetto all'aliquota contributiva a carico dei lavoratori per chi permane nel luogo di lavoro. E quindi dobbiamo lavorare sulle entrate dal punto di vista della contribuzione. Le uscite, in qualche modo le riforme hanno già portato i loro risultati, ma quello che noi oggi siamo chiamati a fare non è più, ritengo, lavorare tanto sul sistema pensionistico del tipo innalzamento dell'età della pensione, modifica del calcolo che ormai è contributivo, modifica dei coefficienti con cui viene calcolato l'importo dell'assegno pensionistico, ma dobbiamo dare uno sguardo più attento e forse più evidente a quelle che sono le entrate contributive in termini di chiaramente sviluppo, investimento rispetto allo sviluppo, quindi al mondo delle imprese. Ecco perché siamo qui, Stati Generali della Terza Età, ma forse il focus per dare una risposta alla terza età è puntare sui giovani, è puntare sullo sviluppo delle competenze dei giovani, sulla formazione e peraltro, come dire, in Veneto c'è una esperienza collaudata in termini di formazione professionale, in termini di luoghi che possono in qualche modo svolgere questa funzione appunto in maniera coordinata. A livello di istituto, a livello nazionale sono state fatte alcune politiche, alcune scelte. Il sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa che è stato istituito presso il Ministero del Lavoro, realizzato sul piano informatico da INPS, è uno strumento che viene associato istintivamente alle due misure ADI e SFL, quindi due strumenti che hanno sostituito il reddito di cittadinanza, ma in realtà è uno strumento, un'infrastruttura telematica fondamentale perché mette in rete a livello nazionale quelle che sono, diciamo, la domanda e offerta di lavoro e quindi in una prospettiva di crescita e di facilitazione di quello che può essere appunto la crescita economica. E non è un fattore irrilevante. Poi probabilmente l'intervento che farà anche Tiziano Barone di Veneto Lavoro più tardi darà degli elementi utili in questa prospettiva e sono tutte attività che in collaborazione INPS, Regione Veneto, Veneto Lavoro cerchiamo di fare e abbiamo fatto nel nostro territorio. Un accordo appunto tra INPS firmato dal Presidente Fava
e dal Presidente Zaia a fine dell'anno scorso e che è stato attuato quest'anno, è proprio una modalità sostanzialmente di incentivazione della formazione per i giovani o comunque per chi deve ricollocarsi nel mondo del lavoro e degli incentivi anche alle imprese che assumono per lavoratori in disoccupazione. Allora questi sono diciamo, delle tessere del puzzle che dobbiamo costruire per riuscire a vincere quella sfida a cui facevo riferimento. Altrettanto, se noi pensiamo al mondo produttivo, abbiamo una condizione, per ragioni internazionali, di congiuntura economica, quindi situazioni anche esogene al contesto specifico regionale e italiano, a maggior ragione regionale, che però ha degli effetti sulla nostra economia. Noi abbiamo un momento in cui tra il 2023 e il 2024 le domande di cassa integrazione sono aumentate del 50%, tra il primo semestre 2024 e il primo semestre 2025 le domande di cassa integrazione sono aumentate di un ulteriore 50% e questo significa evidentemente una condizione di difficoltà, una difficoltà che è temporanea ma che, come vedete nella, diciamo, sequenza temporale, ha una sua persistenza. Questo significa anche da parte degli imprenditori probabilmente una certa diffidenza o prudenza all'investimento, all'innovazione, perché la prospettiva economica è ancora incerta e il settore del tessile e della moda è uno tra quelli che a livello di ammortizzatore sociale di cassa integrazione risente una maggiore domanda di cassa integrazione e soprattutto una maggiore fruizione di ore di cassa integrazione richiesta. Ecco perché il protocollo che è stato siglato anche con la Regione su questo ambito credo che sia importante nella misura in cui possa dare delle risposte nella prospettiva di crescita a cui facevo riferimento. Se poi pensiamo all'immissione del mondo del lavoro dei giovani, delle donne, perché noi abbiamo in Veneto una condizione sostanzialmente di disoccupazione, possiamo dire zero, poi lo vedremo in una slide successiva, ma abbiamo una disoccupazione al 3%. Alcune province, probabilmente Vicenza, anche inferiore al 3%, a fronte di un dato nazionale più che doppio. Quindi le risposte che si possono dare a livello locale devono essere mirate, perché non c'è una necessità diffusa di collocamento al lavoro, ma c'è una necessità di mettere nel mondo del lavoro settori specifici, competenze specifiche e evidentemente contesti particolari. Allora per fare questo bisogna investire sulle famiglie, prima si diceva la famiglia si fa carico anche della cura familiare, per poter farsi carico della cura familiare dobbiamo però evitare che ci sia, come dire, una condizione di contrapposizione, mi faccio carico e non lavoro o lavoro e non posso farmi carico. Allora ci sono alcuni strumenti che sono di natura economica che ho indicato nella slide, alcuni congedi, alcune riforme normative che in qualche modo cercano di conciliare appunto questa condizione. Poi siamo a Vicenza e sul tema della disabilità che veniva ricordato dal Ministro nel saluto iniziale abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando la disabilità qui a Vicenza dal 30 di settembre, anche questo con una collaborazione molto positiva e ringrazio il dottor Spano per questa attività congiunta che stiamo svolgendo tra INPS e Regione con le USL 7 e 8 qui del territorio proprio per affrontare anche questo tema, perché non c'è solo il tema della disabilità, ma la disabilità è comunque un contesto che può inserirsi anche nel settore della terza età o in un contesto nel quale la famiglia con una persona con disabilità non può stare nel mondo del lavoro, non può farsi carico anche della cura dell'anziano e quindi è comunque un contesto che dobbiamo vedere a 360 gradi. Questi sono, come dicevo, i dati del Veneto che sono, diciamo, migliori del dato nazionale, ma in qualche modo confermano una stabilizzazione di alcuni rapporti di lavoro a tempo indeterminato, quindi una condizione positiva per il mondo del lavoro, perché chiaramente se hai un tempo indeterminato, una continuità lavorativa, una capacità di reddito che si prolunga nel tempo in un contesto di pensione calcolata col metodo contributivo, avrai una pensione che in qualche modo corrisponde a una continuità e non avrai, diciamo, un assegno eccessivamente basso. Questo soprattutto se lo guardiamo poi per il mondo femminile, perché c'è poi anche un divario di genere significativo, perché noi oggi abbiamo le donne in pensione che percepiscono sostanzialmente, se guardiamo al fondo pensione lavoratori dipendenti, quasi il 40% in meno di pensione rispetto agli uomini e questo evidentemente è una condizione particolarmente difficile. Noi
Se pensiamo poi appunto agli anziani, vediamo che c'è anche una condizione di persone, poi qui il range di riferimento è tra oltre i 50 anni fino a 74 anni, di persone che lavorano con una concentrazione che è una concentrazione sia di età anagrafica rispetto al 10% complessivo, sia anche una distribuzione nel nord-est, quindi a livello nazionale, di persone che nonostante siano in pensione comunque continuano a lavorare, e questo lo vediamo anche rispetto alla condizione di genere, la condizione di istruzione e al lavoro dipendente autonomo. Questo quindi in qualche modo ci dà anche una fotografia su una condizione di continuità lavorativa che è fondamentale per il mantenimento evidentemente economico delle persone, ma allo stesso tempo è fondamentale anche per il passaggio delle competenze a cui facevo riferimento e alla continuità che noi dobbiamo garantire. Si è bloccato. Perfetto. E questi sono sostanzialmente i costi che vengono sostenuti nel sistema pensionistico, quindi entrate contributive e voci quindi generali, e allo stesso tempo l'aspettativa di vita condiziona anche quello che è l'età anagrafica e quindi sostanzialmente la vecchiaia, si va in pensione. Ovviamente noi abbiamo un sistema che in automatico garantisce la sostenibilità della tenuta dei conti. Il tema è, ok, va bene la tenuta del sistema, dobbiamo comunque non dimenticarci che non sono numeri, non siamo in un bilancio aziendale, siamo in un bilancio sociale, e nel bilancio sociale ci sono le persone, quindi dobbiamo tenere conto che da un lato devono tornare i conti e dall'altro lato però dobbiamo anche avere una condizione positiva. Un cenno esclusivamente al dato degli esoneri contributivi, che potrebbe sembrare come dire, in qualche modo non centrato rispetto agli stati generali della terza età. In realtà se noi abbiamo questi importi che fanno riferimento al costo per 1,8 miliardi per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 150 milioni di euro per le donne, i 17 miliardi dell'aliquota contributiva che viene sostanzialmente al di sotto di una certa soglia azzerata, e quindi un aiuto alle retribuzioni delle famiglie e delle persone, allo stesso tempo 1 miliardo bonus mamma e 3 miliardi per l'apprendistato e quindi sostanzialmente per l'inserimento nel mondo del lavoro sostanzialmente dei giovani con una funzione anche formativa. Vediamo che c'è un investimento complessivo significativo rispetto a quello che è il mondo del lavoro e la crescita economica, che può non essere magari sufficiente, ma che è comunque da considerare in relazione poi alle politiche che dobbiamo fare. Queste sono sostanzialmente, diciamo, le attività che si deve immaginare, no? Quindi si parlava prima dell'anziano che non deve, diciamo, in quanto tale essere messo da parte, ma che deve far parte della nostra contemporaneità, della nostra vita, della nostra quotidianità, e quindi l'attenzione alla persona è al primo posto, e credo che puntando proprio alla persona e guardando i numeri in qualche modo freddi dei bilanci, dobbiamo però trovare il calore della vita delle persone e dare delle risposte in quella prospettiva. Quindi io dico sempre che la previdenza è una cosa per giovani, gli anziani in qualche modo poi la vivono quotidianamente, ma l'attenzione che dobbiamo rivolgere è verso i giovani. Non a caso, come INPS Veneto, facciamo ogni anno coinvolgiamo circa 2000 studenti all'anno di scuole superiori per la formazione previdenziale, affinché appunto possano averne consapevolezza. Grazie. Grazie al dottor Pagano, al quale volevo fare un appunto e chiedere una cosa. Primo è che quando ci mandate in pensione, io sono molto prossimo, non è... Vedremo. Sì, no, vedremo niente. Vedremo in base alla domanda che mi fa. No, volevo dire, non ci mandate con la pensione di diversamente giovane, ma con la pensione di vecchiaia. Dipende, anche quella anticipata, non la chiamiamo più di anzianità. Va bene. E la seconda cosa è, lei suggerirebbe a un giovane un'assicurazione di previdenza integrativa? Io penso che la previdenza complementare, tra l'altro abbiamo un'esperienza in Veneto non indifferente,
sia un'opzione assolutamente da considerare. È chiaro che per poter investire una quota di reddito nella pensione complementare, nelle varie forme che esistono, bisogna avere un reddito che in qualche modo lo consenta. Però se c'è una possibilità economica per farlo, se io fossi un po' più giovane, lo farei sicuramente. Lei lo sa che può farlo prima dei 65 anni So, e la ringrazio. La ringrazio perché questo mi dà modo di anticipare com'è la scelta di un prodotto, di una polizza assicurativa anche nell'età avanzata, rappresenta un passo importante e può contribuire, anzi è certo che possa contribuire alla serenità e anche alla protezione in una stagione dove c'è magari un po' meno sicurezze e un po' più di fragilità. E proprio di questo parlerò mentre entrano le sedie cardinalizie, a cui sono particolarmente affezionato già dall'anno scorso, perché mi sento, se non avessero fatto il Papa da poco tempo, seduto lì mi sentirei in animo di poter avere ambizioni. Ne parlo, dicevo, con Lorenzo Belluscio, che è responsabile commerciale di Belluscio Assicurazioni. E quando ti siedi qua, Lorenzo, anche tu sei in Grazie, una buona serata a tutti. di santità. Siamo tutti chiamati alla santità. Sempre, sempre. No, la prima cosa che mi viene da chiederti è che la platea della terza età forse non è quella ideale per ragionare di assicurazioni, di polizze, quelle che voi chiamate LTC, Long Term Care, o polizze sanitarie, perché come dicevo con il dottor Pagano c'è una soglia limite che è quella dei 65 anni, o la fai prima o voi non ci conoscete più, non siamo più vostri clienti, sostanzialmente così. Allora, è così, è vero, una polizza di rimborso spese mediche o una polizza LTC vede nuove adesioni fino ai 65 anni e una copertura per le polizze LTC, in realtà vita natural durante, per le polizze di rimborso spese mediche invece fino agli 80 anni. E la speranza è che si arrivi ad una situazione in cui le compagnie assicurative possano prevedere di eliminare questi limiti di età e possano prevedere anche tutta una serie di coperture che oggi non riescono a dare semplicemente perché non c'è massa critica. E senza massa critica ovviamente le compagnie non possono fare ragionamenti a livello economico e anche di capitolato, di condizioni generali che possano andare ancora più incontro verso le persone. Il ragionamento che facevo prima, un po' scherzando, un po' facendo sul serio con il dottor Pagano, è che parlando di previdenza complementare la soglia di riferimento, la platea di riferimento è 30-40 anni. In realtà, come diceva il Presidente, e ho apprezzato molto le parole che ha usato, bisogna intervenire su una platea ancora più giovane, bisogna andare a creare una consapevolezza dell'importanza di costruire una previdenza complementare quando ancora nel momento in cui i ragazzi entrano nel mondo del lavoro, perché è necessario capire che l'orizzonte dei 40-45 anni di lavoro, sì, all'inizio è lontano, ma poi quando arriva è un attimo ritrovarsi all'interno di quel gap previdenziale e dall'ultimo stipendio percepito alla prima pensione vedere una differenza di un terzo quasi, anzi forse anche di più oggi, che provoca un cambiamento notevole nello stile di vita di una persona. E secondo me gli interventi che possono essere fatti, oltre a quello di generare consapevolezza all'interno dei giovani, è andare ad agire anche nel sistema aziende, perché paradossalmente oggi abbiamo una situazione in cui solo 8 milioni di persone aderiscono alla previdenza complementare. E moltissime aziende, soprattutto su alcune categorie di lavoratori, sui neoassunti, le aziende medio-piccole, vediamo che tendenzialmente il TFR, per esempio, viene mantenuto all'interno dell'azienda per far sì che la stessa azienda abbia la liquidità necessaria per fare degli investimenti. E quindi questo è un tesoro che si va a perdere, perché nel momento in cui le aziende riuscissero ad avere il sostegno per avere
comunque accesso a questi investimenti potrebbero decidere di prendere il TFR e allocarlo in strutture esterne come appunto prodotti assicurativi previdenziali. Nel nostro Paese rispetto ad altri, penso ai paesi del nord che sono sicuramente più abituati, perché lì anche l'assistenza sanitaria arriva attraverso un'assicurazione obbligatoria. Ecco, da noi la cultura delle assicurazioni è molto relativa, la cultura del rischio è di poche persone. Noi vediamo l'assicurazione come una sorta di tassa, basta pensare ad esempio all'RC auto, che riteniamo non sia un'occasione per essere garantiti quando viaggiamo e ancora di più quando battiamo, ma sia una tassa che dobbiamo pagare. Questo è assolutamente vero. In Italia manca una cultura assicurativa e questo lo vediamo tutti i giorni, nel senso che la cultura, non c'è una cultura che porta la compagnia di assicurazione, le polizze assicurative a essere viste come un valore per poter affrontare con maggiore serenità le scelte della vita, uno strumento per decidere di fare determinate scelte sapendo che in caso succeda qualcosa c'è una compagnia, c'è una polizza che tutela e aiuta a ripartire. E come hai detto giustamente Luca, il problema è che la polizza assicurativa oggi viene vista come una tassa, come un obbligo. Il 70-75% delle persone in Italia hanno solamente la polizza RC auto e se pensiamo che solamente una famiglia su 4 assicura quello che è il bene materiale più importante che una persona costruisce nella propria vita, e l'abitazione, questo deve far pensare tutti. Sì, questo mi ha molto sorpreso quando ne abbiamo parlato qualche giorno fa, questa devo dire che mi ha lasciato molto... pensavo fosse almeno il 50%, ma lo diceva il dottor Pagano e te lo ripeto anch'io, è pur vero che accedere ad un'assicurazione che sia assicurazione sanitaria, che sia la previdenza integrata, bisogna avere un reddito che ce lo permetta, non è per tutti. Il rischio è che se dovesse passare la logica che per farla diventare quasi obbligatoria, come è stato il caso dell'assicurazione dei grandi rischi rischi catastrofali sì. per le aziende. Voglio dire, si rischia la diseguaglianza, c'è qualcuno che può, altri che non riescono ad accedere. Oggi leggevo proprio a riguardo a questo su uno dei maggiori siti di informazione online il dato che 6 milioni di persone nel 2024 hanno rinunciato alle cure per problemi economici, problemi logistici. E questa notizia mi ha fatto veramente male, perché, come è già stato detto, le scelte possono essere quelle o appunto di non curarsi, oppure chi ha la possibilità quello di utilizzare lo strumento assicurativo per accedere a delle cure private. Il problema è che è un cane che si morde la coda, nel senso che nel momento in cui non vengono dati quegli strumenti che permettono alle persone di poter pensare di mettere da parte 50-100 euro al mese in previdenza complementare, o non vengono dati quegli strumenti per permettere alle persone di avere il denaro necessario per potersi permettere una polizza sanitaria, non si crea quella massa critica che permette anche alle compagnie di venire incontro alle persone, abbattendo, come dicevo prima, i limiti di età e rivedere le condizioni e permettere che una polizza sanitaria non intervenga solamente in caso di ricovero o di intervento chirurgico. L'intervento prioritario, l'intervento necessario può essere una maggiore defiscalizzazione per chi sottoscrive una polizza? Io credo che una defiscalizzazione sicuramente sarebbe uno strumento che è già presente, non su tutte le tipologie di polizza, ma credo che debba essere un insieme di strumenti che si mettono insieme oltre
a, ripeto, creare una cultura dell'assicurazione. Faccio un esempio. Come il motivo fiscale possa paradossalmente non essere sufficiente. In ambito aziende, quindi non persone fiscali, esiste il cosiddetto welfare aziendale, che è un sistema veramente importante che porta le aziende ad avere dei benefici fiscali importanti, facendo delle azioni a favore dei propri dipendenti. Ci sono dei contratti ovviamente nazionali del lavoro che prevedono l'obbligo delle aziende ad aderire a diverse casse sanitarie, penso Metasalute, penso Casfir, dove però le persone, e siamo circa 16 milioni di aderenti in tal senso, si assicurano per la quota minima che la legge prevede, e a fronte di questa quota minima ovviamente le compagnie riconoscono delle coperture parziali, per intenderci l'ablazione del tartaro una volta all'anno e le spese di ricovero o di intervento chirurgico sui grandi interventi. Nel momento in cui, e ci capita molto spesso nelle nostre aziende qui nel Vicentino, l'imprenditore ci chiama e ci dice: vogliamo investire ancora di più sui nostri dipendenti, vogliamo riconoscere più quota welfare, e ci chiedono dei preventivi per dare un contributo maggiore a livello sanitario oppure previdenziale, ci ritroviamo poi con lo stesso imprenditore che ci dice: i dipendenti ci hanno sconsigliato di proporre queste formule, preferiscono andare su dei portali e avere dei contributi per la benzina, per il cinema, per le palestre, per Booking, Amazon, eccetera. E va benissimo. Però questo dimostra che il problema di base è il fatto che non si veda, ripeto, l'assicurazione come qualcosa di valoriale, qualcosa che possa portare serenità nel futuro delle persone. Belluscio, un'ultima considerazione, abbiamo una trentina di secondi. Mi era piaciuto, quando ci siamo parlati, questa idea che dovrebbe essere POP, cioè voi, compagnie assicurative, alleate dello Stato. Cosa significa? Credo che le compagnie assicurative sarebbero tutte molto felici di sedersi a un tavolo con lo Stato e mettere in piedi una struttura insieme che fin dal primo pilastro sia costruita per dare un vero aiuto alle persone e dare serenità. Penso che le compagnie di assicurazione non debbano essere chiamate in causa solamente quando c'è bisogno di risorse per approvare una manovra, oppure nel momento in cui mi rendo conto di non avere più risorse per far fronte alle calamità naturali, chiamo le aziende e dico loro: obbligatevi ad assicurare. Chiamo le compagnie di assicurazione e dico: vi obbligo a contrarre il rischio. Penso che ci debba essere proprio un movimento più collegiale, sedersi attorno a un tavolo e dire: il nostro obiettivo, Stato, compagnie, è il medesimo: creare serenità, custodire il futuro, essere custodi delle persone che abitano il nostro paese. Capiamo come fare in modo tale che riusciamo a non imporre, perché con gli obblighi non si va da nessuna parte, andiamo a costruire valore su quello che possiamo dare l'uno e l'altro, facendo sì che l'uno e l'altro possano complementarizzare i propri servizi per il bene delle persone. Grazie, grazie a Lorenzo Belluscio, grazie a voi. Di Belluscio Assicurazione, grazie dell'informazione che ci ha portato. Invecchiamento attivo ed RSA appaiono come due mondi, o ancora meglio come due infrastrutture sociali molto differenti tra loro. Il confine è definito dalla capacità di autosufficienza o meno dell'individuo. L'invecchiamento attivo è un'azione di prevenzione come quella offerta dai corsi dell'Università degli Adulti, parlo a casa mia, mira ad ottimizzare lo stato di salute, la socializzazione, la sicurezza. Sembrerebbe difficile poter creare tutti questi presupposti all'interno di una struttura, anche se per la verità attività ricreative di laboratorio e stimolazioni cognitive possono contribuire anche in una RSA al mantenimento dell'identità e dell'autonomia residua. A indagare sul fatto che ci possa essere una correlazione tra invecchiamento attivo ed RSA, chiamo mio amico che ha avuto insieme con me
l'ardore e l'ardire di pensare a questo progetto degli Stati Generali, il presidente di Euripa e amministratore della Fondazione Barzotto, dottor Roberto Volpe. Benvenuto e grazie a Roberto. Buon lavoro, ti aspettiamo. Grazie. 5:15 dura, eh? Allora, funziona così? Aiuto? Ce la fate? Eccoci. Di solito la faccio alla fine per chi mi conosce. Allora, anzitutto grazie per esserci, essere anche così numerosi, perché per noi è sempre una sfida. Guardate, io rispetto al tema che mi è stato affidato e che adesso cerco di sviluppare in questi 14 minuti, permettetemi però di dire una cosa. Io ho il vago presentimento che ci sia, dico in modo elegante, scollamento tra la politica, la burocrazia e la società civile. Ho grande rispetto di ruoli, però io questa mattina, da cittadino, scusatemi, mi sono un po' preoccupato, un pochino non ho capito e questo è un mio limite. Però guardate, e lo dico alla politica e alla burocrazia, fuori è un altro mondo. Ricordate la pubblicità della Cinara a Milano, la città da bere? Io credo che sia tempo maturo perché si portino le scrivanie in piazza. Questo è l'Italia di oggi. 4.800.000 ultraottantenni, soliti numeri, 8 milioni nel 2050. Proviamo a mettere a terra questo numero. Oggi vuol dire che chiudete gli occhi e immaginate che tutta Roma, Milano e Torino siano abitate da ultraottantenni. Tutte queste 3 città, tutti ultraottantenni, per cui quando varcate il confine, ogni angolo della città, ogni abitazione, ogni vano abitabile che oggi ospita la popolazione è abitato da ultraottantenni. Tra l'altro, siccome i dati sono sempre al 2050, finché io parlo, fate i conti tra 25 anni quanti anni avete, che viene più facile poi il gioco. Nel 2050, quelle 3 città là, guardate cosa diventano: Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Genova, Bologna, Firenze. Allora, il numero di prima nel grafico ci dava un'idea. E qui che idea ci dà? Quando dico popolazione, vuol dire tutta la città. Vuol dire che anche il condominio al 6° piano senza ascensore c'è un anziano, ultraottantenne. E di questi, se suoniamo 10 campanelli, gli chiediamo: scusi, mi passa la persona con cui sta vivendo? 6 rispondono: ah, vivo da solo? Questo è il nostro, tra l'altro io ho le diapositive più brutte di tutti dei 2 giorni di convegno, quindi perdonatemi perché non sono capace, però cerco di fare quello che posso. Questo è il Veneto, 382.681. Rimettiamo a terra il dato. Eccolo qui, questo è il Veneto del 2050. Verona, Padova, Rovigo, Vicenza e Bassano del Grappa, tutte abitate da ultraottantenni. Soli al 60%. Io rispetto a questi dati, guardate che non ho bisogno di risposte burocratiche, di porte
porte da aprire, devo pensare che se vivo nell'ambito di Bassano e ho bravi progettisti che portano a casa tanti soldi dai bandi, sono fortunato. Se abito a Posina, che ho un ATS in cui quel funzionario che non è bravo a prendere i soldi, porca miseria, resto fregato. No? Cioè, guardate che il mondo oggi ha altre esigenze. È toccare con mano la strada, la piazza, questi sono i problemi. 10.000 anziani in lista d'attesa. Basta che la politica mi risponda, ma 10.000 sono sì, 70 punti, 60 punti, 64, saranno 6.000, 5.000, 3.000, 2.000, forse 1.000 sono effettivamente gravi. Bene, prova tu ad essere uno dei 1.000, avere a casa un malato di Alzheimer e non trovi il posto in struttura. Prova a tenerlo a casa. Che trovi le scarpe in frigo e dopo lasciamo perdere gli altri. E magari sei una figlia unica da sola. Questo è quello che viviamo noi all'interno delle strutture ogni giorno. Il contatto con la società civile, i familiari che vengono disperati a chiederci aiuto. E gli diciamo, non c'è l'impegnativa, guardi sua mamma con la SVAM, non ha 89 punti per cui è arrivata prima. E ti rispondo, mi dica quanti soldi, vi do quello che volete, prendetemi mia mamma in struttura. Quando vi dicevo prima, suoniamo i 6 campanelli, questa è la realtà. Guardate, nuda e cruda. Prima Luca mi parlava della sua generazione, la mia, siamo un po' di più, 1962 eravamo 1.350.000. E di quei 1.350.000, guardate chi siamo, che dopo i 60 anni ci dividiamo e torniamo a vivere da soli in quella prospettiva degli ottantenni. Questo è un dato, sembra banale, ma guardate che anche questo è un dato dei tempi che cambiano ed è un dato che va letto. Quindi una tempesta perfetta e mi fa sorridere che tutti mettono in campo norme, porte, soluzioni e decreti e cose di questo tipo e oggi se viene Bezos in questa bellissima regione ci regala 100 strutture da 1.000 posti letto, ci dice per Natale vi regalo 100 strutture da 1.000 posti letto, mettete dentro i 10.000 anziani, diremo a Bezos grazie, lei è una persona molto gentile, ma noi non abbiamo 7.000 operatori e 3.000 infermieri. Quindi qual è il problema? Il problema oggi è il personale. Sentite parlare di personale voi, dalla politica e dalla burocrazia? Vi propone soluzioni? No, la soluzione è bisogna pagarli di più. Oggi se noi avessimo miliardi da investire sulle persone, da dare gli stipendi di nuovi assunti, terremo i soldi lì, perché i nuovi assunti non ci sono. Ieri è venuto fuori, lo facevo vedere prima, la scuola farà un bando per 45.000 assistenti scolastici. Se voi avete figli che fanno l'operatore, preferirebbe andare a lavorare a scuola dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 4, la RSA magari un nucleo con demenze dal lunedì alla domenica, compreso il sabato e la domenica? Vogliamo renderci conto che in un paese ci sono delle priorità e oggi il tema del lavoro è la vera priorità. È la vera priorità. E continuiamo, come al tempo di Mussolini, a girare il problema, spostarlo di qua e di là. Lo stesso lo mettiamo all'ospedale, lo mettiamo in casa di riposo, lo mettiamo a scuola. Uno è, quando ruota, manca da una parte. Devo parlare anche dell'invecchiamento attivo, per cui qui lasciatemi che più vi racconto. Voi sapete, la legge 33 ha disposto, poi il decreto 29, l'attivazione dell'invecchiamento attivo. C'è stato nella legge un organismo interessante che è il CIPA, è il Comitato Interministeriale Persone Anziane, il quale all'articolo 6 ha un compito di fare il piano nazionale per l'invecchiamento attivo annualmente, però siccome non c'è è la prima volta che si fa. Io sono stato incaricato dal Ministero della Disabilità di partecipare al tavolo tecnico di supporto. Un'avventura, vi garantisco.
un'avventura. A questo tavolo siedono grossa parte dei ministeri e voi sapete, noi veneti cerchiamo di avere un po' di buon senso. E allora ci dico, guardate, l'invecchiamento attivo, dopo i dati che ho detto, guardate, la cosa più importante è che riusciamo a tenere attive queste persone, e qui c'è il forte collegamento col tema della non autosufficienza, perché noi che siamo in prima linea vediamo quanto la solitudine è un metodo di invecchiare male, causa una non autosufficienza precoce, e avendo questi numeri e avendo di fronte questo tsunami sicuro, cui tenteremo di contenere l'invasione, perché stiamo parlando di un qualcosa che arriverà, il destino che arrivi a 5 km nell'entroterra, cercheremo di fermarlo a 3 km, non lo fermeremo. Allora, lì è un tavolo comunque di contributo e di proposte. Dico, guardate, noi veniamo da un'esperienza di Vicenza, 5.200 iscritti all'università della terza età, è un bel risultato, c'è stato un incremento quasi di 1.000 unità all'anno, forse riusciremo a farne anche di più al Ministero. Non tutti sono come i vicentini. Provare, lo mettiamo dentro nel contenitore un'esperienza di questo tipo. No, sì, la racconteremo, 5.200. Guardate, perché non pensare, la popolazione che diventerà anziana, dentro a quei numeri dico, se noi pensassimo di poter recuperare ad esempio il personale sanitario, permettendogli di tornare al lavoro, e molti tornerebbero con delle agevolazioni, ad esempio facciamogli pagare un'aliquota fissa del 20%, fissiamo al massimo compenso anno, il 20% va via, non fa cumulo con il beneficio pensionistico, quello che guadagno non fa cumulo e viene tassato. Guardate, un dato molto semplice, con 50.000 euro voi paghereste un infermiere, un medico per un anno, che al servizio sanitario costa 160.000 euro, lo paghereste 50.000, lui sarebbe contento di continuare a lavorare, sarebbe comunque uno che muove l'economia, non porta via posti di lavoro a nessuno. Risposta, ma complicato. Dopodiché dire, ci sono anche molte altre professioni, altri anziani che potrebbero tornare nel sistema volontaristico, perché magari sono più disponibili, sono liberi, hanno anche pensioni col metodo contributivo probabilmente più basse. Parlavo col sindaco di Vicenza, l'idea mi era venuta sul Parco della Pace, dicendo, ma se noi potessimo dargli qualcosa, ad esempio, non so, avere un sistema di voucher volontario, poter dare un voucher a una persona che viene a fare attività di volontariato di quel tipo, con un valore simbolico, i buoni pasto, qualcosa, sarebbe un'esca per portare fuori da casa chi diventa anziano e soprattutto solo, avrebbe uno stimolo per rimanere, avrebbe comunque un compenso, che non so, fosse anche nell'arco della settimana, fossero, faccio un esempio banale, 100, 200, 300 euro, che sarebbe una riduzione. Pensate alle scuole, Luca, con l'università della terza età, gli anziani della terza età aprono la scuola un'ora prima al mattino e la chiudono un'ora più tardi al pomeriggio, cosa che non si farebbe col personale. Pensate al beneficio delle famiglie. Risposta, se uno fa il volontario deve fare il volontario. Allora capite perché io sono arrabbiato. Sono arrabbiato perché abbiamo armato questa burocrazia che ha potere di vita e di morte sulle nostre scelte. E oggi la burocrazia, io lo dico, mi dispiace, è come il pesce nell'acquario. Il pesce nell'acquario pensa che tutto quello che è fuori sia acquario. Noi che siamo fuori da quel contesto ci rendiamo conto che abbiamo bisogno, e c'è bisogno di dialogare di più, c'è bisogno di parlare di più, di essere più concreti e di essere più pratici. Guardate, oggi se siamo qui e se abbiamo continuato con Luca e gli altri amici a voler rifare questo evento, è perché un giorno abbiamo deciso di investire su di noi, perché non vogliamo finire in balia di questa deriva. Perché guardate che è una deriva, oltre che culturale, è una deriva che ci stiamo costruendo noi, non ci stiamo ribellando.
E da ultimo, dico, mi dispiace non ci sia la politica, dobbiamo anche smetterla di non cominciare a fare chiarezza rispetto alla qualità dei servizi che vengono erogati. Io, che rappresento un numero importante di strutture, non mi sento più nella condizione di difendere chi dà da mangiare agli ospiti alle 11 del mattino e alle 5 del pomeriggio. Non sono più disponibile ad accettare che in una struttura si usino 5 telebagni da letto alla settimana per ospite, in un'altra struttura un telebagno per letto. Non è più accettabile. Non è più accettabile, dottor Spano, che dal 2007 gli standard qualitativi siano gli stessi. Finiamola di scrivere cose burocratiche, scriviamo cose pratiche. La gente e guardate che non lo dico perché ho qualcosa, per un senso di responsabilità, e chiudo con i numeri di prima. Lo sapete cosa c'è dentro a quei numeri? Sapete cosa c'è al 2050? Nel 2050 quei 32, 33, 34 mila anziani che saranno nelle strutture, e saremo noi, saremo lì senza figli, senza mogli, senza mariti, saremo soli. E l'unica cosa che dobbiamo sperare è di andare in una struttura dove siamo certi di essere accuditi e tutelati. È il compito che ha oggi la politica di costruire questo percorso, di garantire, quando non ci sarà famiglia, che la famiglia diventa lo Stato, e noi strutture dobbiamo maturare l'idea che saremo l'ultima famiglia degli ospiti. Il nostro lavoro dovrà cambiare, anche il nostro lavoro. Saremo l'ultimo affetto di chi diventerà anziano e entrerà nelle nostre strutture. E la qualità diventa un elemento importante. Io non ho bisogno che Azienda Zero mi chieda i dati 70 volte alla settimana, lo stesso dato, e che alla fine quel dato, quando arriva alla Corte, è sempre sbagliato. Io ho bisogno che il sistema mi tuteli, io ho bisogno che oggi mi sia data la garanzia che la qualità viene retribuita. Io non accetto di vedere strutture che hanno la stessa contribuzione regionale e fanno mangiare, lo ripeto, gli ospiti alle 7 di sera rispetto a chi li fa mangiare alle 5. Alzi la mano chi di voi vorrebbe mangiare alle 5 del pomeriggio e alle 11 del mattino. Chi è tutore di tutto questo? Oggi nessuno, solo la buona volontà e la disponibilità di chi governa le strutture. Quindi, tornando al principio, se avete fatto tempo in questo periodo di pensare quanti anni avete tra 25 anni, avete un po' di tempo, pensateci, avete ancora tempo per godervela, però, vi ripeto, dobbiamo diventare protagonisti del nostro futuro. Grazie. Posso andare? Grazie a Roberto Volpe, che per la serie La tocco piano, qualche sferzata non l'ha risparmiata alla burocrazia, alla politica, sperando che proprio da manifestazioni come questa, da occasioni come questa, si possa uscire a proporre un confronto e si possa arrivare ad un'alleanza per il bene di noi tutti. Capiremo anche dal prossimo intervento se la burocrazia è anche su questo versante il grande muro, il muro invalicabile, il muro che rallenta la corsa al miglioramento. Di pensionati che rimangono al lavoro parleremo più avanti in chiusura di questa prima giornata, anzi vi ricordo che domani ci sarà, domani pomeriggio dalle 15:30, la terza sessione degli Stati Generali, una quarta
sessione prevista domani sera alle 20:30 al Teatro Olimpico e saranno protagonisti Beppe Severnini, giornalista e scrittore, il presidente della Commissione della Camera dei Servizi Sociali Ugo Cappellacci, e ci sarà un concerto del tenore Ricci insieme ad una formazione orchestrale al femminile. Dicevo, grazie al contributo adesso di ANAP Confartigianato ci occupiamo di professionisti, e non solo di artigiani, che in questa organizzazione, che ha peraltro più di 40 anni e migliaia a livello nazionale di soci, è un'autentica comunità impegnata a tutelare i diritti e le aspettative degli over, un movimento che si fa forte di questo slogan che ci confermerà il segretario generale nazionale di ANAP Fabio Menicacci. Il loro slogan è: l'esperienza non chiude mai bottega, vero? È la pura e sacrosanta verità, buonasera. Anche perché rappresentiamo, a stragrande maggioranza dei casi, una categoria, quella degli artigiani in pensione, che difficilmente riescono a smettere di lavorare. E la normativa non prevede il più delle volte neanche il passaggio di quelle splendide realtà delle botteghe artigiane storiche o di attività che si stanno perdendo, perché la burocrazia da quel punto di vista ammazza anche la successione di imprese. Provate a avere un'azienda, provate a darla al figlio, costa l'ira di Dio. Una persona anziana, un pensionato che ha un'attività e che non ha figli e che volesse, l'abbiamo sperimentato, trasmettere l'azienda a un giovane, non può farlo. Non può farlo, non può dargli le chiavi della bottega dove gli ha detto ti insegno anche il mestiere. Non può farlo perché la burocrazia prevede che paghi le tasse, paghi il pacchetto clienti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora arriviamo ad avere dei mestieri che li perdiamo perché gli anziani non sanno più a chi trasmettere questo tipo di attività e questo tipo di ricchezza. Ne parlavamo, che comunque comincia ad avere una dimensione importante, quella che viene definita come la longevity economy, che riguarda diversi aspetti, il settore immobiliare, quello finanziario, per non parlare nell'ambito del turismo e della cultura. Beh, ovviamente che i servizi della cura e dell'assistenza sono conseguenza del dato anagrafico. È possibile dare una dimensione alla silver economy? Se il dottor Volpe permette che mi arrabbio anch'io. La dimensione della silver economy, qualcuno l'ha fatto questo studio. Se uno prende quanto producono gli ultra 65 anni nel mondo, estrapolandolo del resto, è un prodotto interno lordo superiore a quello degli Stati Uniti d'America e della Cina, che il fenomeno è generalizzato. In Italia questo vale tantissimo, specialmente in questa generazione di pensionati, i millennials come sono stati definiti e come vengono definiti. Oggi in Italia vanno in pensione la classe che ha più contributi, e credo che il dato INPS sia quello, perché è quella che ha potuto lavorare pienamente dall'inizio della gioventù in poi, ma anche una classe di pensionati che è la più altamente qualificata da un punto di vista scolastico. E è quella che da un altro punto di vista culturalmente è più preparata, perché vanno in pensione chi ha vissuto gli anni di piombo, chi ha vissuto il 68, chi ha vissuto il 72, persone anche intellettualmente molto preparate e che sono disposti ancora a mettersi in gioco, rendendosi conto che a 65 anni, io ne ho 68, non sono pensionato, non voglio andare in pensione, voglio continuare a lavorare, che mi sento ancora di poter trasmettere tanto a chi è insieme a me a lavorare. Il giorno che sarò un peso mi tolgo dal mio posto di lavoro e cercherò di fare qualcos'altro per sentirmi attivo e vivo. Ma oggi abbiamo di fronte delle persone anziane che sanno di poter vivere in salute ancora un determinato periodo di anni, abbastanza rispetto alle aspettative di vita, pronte nuovamente ancora a mettersi in gioco da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista di invecchiamento attivo e anche da un punto di vista economico e finanziario. Dottor Menicacci, c'è un aspetto particolare, si parla molto nel nostro paese di piano casa. A suo avviso, è uno dei temi che ANAP segue con molta attenzione, ecco, le città
le piccole, le grandi città, oggi offrono alloggi adeguati agli over 65. Io ne parlo spesso quando, insieme con qualche collega, portiamo il tema della terza età. 3 scalini diventano una gabbia per una persona. Per alcuni 3 scalini sono anche un motivo di allenamento quotidiano per non rimanere fermi. 3 scalini no, ma 20 scalini diventano una gabbia. La mancanza dell'ascensore diventa una gabbia e oggi noi vediamo che la maggior parte delle città, la maggior parte anche in un ragionamento, forse lo allarghiamo troppo, la riscoperta dei borghi, il ripopolamento dei borghi. Come si fa a ragionare di ripopolamento dei borghi se non ragioniamo anche in maniera incentivante sulla riqualificazione delle abitazioni? Ci riempiamo la bocca del nuovo modo del co-housing. Qualcuno diceva proviamo realmente a censire quanto co-housing esiste in Italia. Ho realtà dove i co-housing vengono portati in TV ma che riguardano 3 o 4 persone. Non abbiamo migliaia di persone in co-housing in Italia. Allora abbiamo una burocrazia che ha pensato una cosa bella, chi ha studiato il co-housing ha pensato una cosa nuova per dire combattiamo la solitudine, combattiamo il modo di poter invecchiare diversamente, in maniera attiva, con altre persone che invece che sole stanno insieme, però non diamo nella maggior parte dei casi la possibilità che questo avvenga. Chi si è inventato qualche anno fa l'albergo diffuso, basterebbe copiarlo in un co-housing diffuso. Perché devo costringere le persone ad andare via da casa loro, se invece io posso intervenire con incentivi a sistemare quella casa dove abito, da solo o con mia moglie? Perché lo stesso non può accadere in un piano casa di questo tipo? È in quella parte che vado a ristrutturare. Allora in quel caso integrare i servizi alla persona, portare all'interno alcune cose. Nel nostro mondo lo stiamo vedendo, in un ragionamento del genere, lo stiamo sperimentando sperando che la burocrazia non ce lo massacri a Udine, in un accordo molto generale. Stiamo tentando il recupero di una caserma dismessa dove fare una cittadella per anziani e giovani. Questo che stiamo tentando, ma anche dentro la possibilità di creare un circolo di riuso sostenibile, perché molti dei nostri pensionati che riparavano gli elettrodomestici, facevano il ciabattino, facevano questi lavori, sono disponibili in una logica di invecchiamento attivo a dare una mano a riparare le scarpe, perché non tutti possono permettersi a una certa età di ricomprarle nuove, a vedere se il televisore è riparabile, se la lavatrice è riparabile, se si rompe l'ascensore magari qualcuno che sappia metterci le mani in maniera diversa. Per cui può essere creata, se c'è la fantasia e poca burocrazia, ma aiuti mirati anche a non far abbandonare i quartieri delle città e non abbandonare i piccoli borghi. Perché il ragionamento, pensate quanto lavoro può essere creato intorno a questa cosa. Non solo in città, ma siccome gli over 65 che dicevamo oggi hanno possibilità e gli piace anche viaggiare per tanto tempo, anche la ristrutturazione dei luoghi di villeggiatura deve essere fatta a mo' di chi può permettersi ancora i 3 scalini, può permettersi i 10 scalini per fare attività, ma perché non aprirla anche a chi invece ha non la possibilità di non deambulare da solo, ma accompagnato possa godersi anche lui 10 giorni al mare, non dico in montagna a scalare, ma comunque a muoversi più liberamente. Dottor Menicacci, credo che uno degli interventi che si può fare è quello di modificare anche il vocabolario che viene utilizzato correntemente. Quando al termine anziano si associa sempre il termine problema, il problema degli anziani. Ecco, se eliminiamo la parola problema e la sostituiamo con la risorsa, ecco, è effettivamente possibile passare al di là della terminologia alla applicazione del fatto che l'anziano sia una risorsa? L'anziano è una risorsa comunque, sia che sia in salute, perché può ancora fare tantissime cose, sia se non sta in salute, perché comunque sull'anziano non in salute diventa una risorsa per i servizi di cui ha bisogno, che poi ha ragione il dottor Volpe. Su quei servizi cominciamo a fare i ragionamenti
che siano più utili e meno, come si dice, da grandi pensatori sui grandi sistemi, perché più delle volte basterebbe poco nelle note che vengono date a sostegno. Se oggi noi non sviluppiamo da questo punto di vista, per dare manforte al dottor Volpe, una politica seria che vada ad incentivare la formazione di persone che poi vadano a coprire posti di lavoro dove oggi sono carenti, per cui certamente nelle residenze sanitarie assistite, negli ospedali, nelle case di riposo, eccetera. Possiamo anche aver firmato l'altro ieri il contratto per la sanità che ha riconosciuto gli stipendi, qualcosa di più di stipendio ai medici e agli infermieri, ma comunque non copriamo le carenze che ci sono in ospedale, non copriamo le carenze che ci sono dalle altre parti. E allora anche i concorsi che vengono pensati molto probabilmente bisognerebbe aprirli in quel settore, potenziare quel tipo di scuole, eccetera. Anche da quel punto di vista vale la stessa logica che noi chiediamo da anni, che era una legge sull'apprendistato, che portasse i ragazzi a venire a bottega, ma che non costasse subito il giorno dopo all'artigiano, magari singolo o piccola azienda, perché diventava un costo e non una risorsa. Allora l'anziano, da questo punto di vista, io credo che sia una risorsa infinita. Un'ultima battuta, tempo ce la concede anche se è terminato, perché volevo riprendere una vostra proposta, una sua proposta che a leggerla così sembra fortemente innovativa, cioè la creazione di un istituto mutualistico a cui possano accedere gli over 65. Di cosa si tratta? Allora, non è un'idea, è una realtà. Questo era un'idea lo scorso anno, siamo riusciti a concretizzarla anche con qualche collega che è in sala. Noi abbiamo costituito una nostra mutua integrativa, Mutuarti, aperta agli over 65. A tutti? A tutti gli over 65 senza limiti di età. Ora stiamo facendo una gran fatica da un punto di vista attuariale per i prodotti, eccetera. Però perché gli over 65 oggi sono fuori da qualsiasi copertura assicurativa? Anche se hanno il conto corrente in banca, li trattengono fino ai 67 ne abbiamo anni. parlato prima, sì, tutto bene. Eccetera, eccetera. Ma non solo questo è un discorso di scelta che uno può fare consapevole, a dire ho 65 anni, ho avanti ancora 10-12 anni di salute, posso cominciare a pensare ad investire in LCT. Per cui per la mia vecchiaia, se sarà malissimo, mi voglio fare una copertura assicurativa che domani mi possa aiutare a pagare la badante o a pagarmi la strattura. Ma io faccio un altro ragionamento che è una scommessa che stiamo portando avanti. Sarebbe piaciuto esserci stamattina con Cristiano Cori, con il patto della non autosufficienza dove noi siamo tra i fondatori. Va benissimo una legge nazionale sulla non autosufficienza, ma non una legge che sono 3 anni che ancora deve partire un decreto delegato, che sia un decreto delegato. Ma perché? E anche qui credo che sia un investimento, non un'ulteriore tassa. Inventiamo un fondo per la non autosufficienza, lo mettiamo contrattuale, paghiamo l'1%. Cioè investono i giovani, ne godranno oggi gli anziani, ma ne godranno i giovani anche dopo. Cioè non è che il resto anche lo Stato dovrà fare la sua parte. Dopodiché lì hai le risorse per poter integrare alcune cose, senza sperimentazioni assurde della disabilità, dove mettiamo a bilancio 26.000 persone e poi per come viene strutturata, per gli ISEE che vengono prese a base, soltanto 1987 hanno soffrito di quella cosa e oggi riproponiamo una nuova sperimentazione sperando che ci sia. Poi ci sono moltissime persone a casa con l'indennità d'accompagno, con la SLA conclamata, con eccetera eccetera, che non basta neanche quello, che hanno più bisogno di servizi sul territorio o di apparati medici a sostegno che gli 800 euro di integrazione. Potremmo fare mattina. Mi fermo un attimo perché mi arrabbio più del dottor Volpe da questo punto di vista. Grazie a voi. Al dottor Fabio Mericacci, segretario nazionale di ANAP Confartigianato. E passiamo ad un altro tema, con l'aumento delle patologie che sempre più caratterizzano gli anni grigi delle persone, sta aumentando il ricorso a strumenti di tutela legale come l'amministratore di sostegno, la inabilitazione e l'interdizione. Ma in quali casi si ricorre a queste figure? Amministratore, tutore, curatore, chi può avanzarne richiesta, chi le nomina, ma ancora quali sono i confini
dell'azione di questi soggetti e quali i limiti e i vantaggi di chi si avvale di questi aiuti. Lo chiedo all'Avvocato Marco Serini, delegato dell'Ordine degli Avvocati e che è coordinatore peraltro della Commissione Famiglia. L'ascoltiamo, grazie. Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per questa interessante opportunità di confronto e di crescita. Spero di poter portare anch'io il contributo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che rappresento in questa sede e che saluta attraverso me. La tematica della terza età assume rilevanza considerevole anche nell'ambito giudiziario. In particolare, quando mi è stato chiesto di fare un intervento in materia di tutela e curatela, in realtà ho pensato di parlarvi stasera di amministrazione di sostegno, in quanto ritengo sia una forma di assistenza alle persone fragili più contemporanea rispetto alle vecchie interdizioni e inabilitazioni, che sono i due istituti giuridici che danno vita alla figura del tutore e del curatore. Vi posso riferire che non sono stati abrogati, per cui nel nostro ordinamento esistono ancora, mentre in altri paesi un po' più audaci del nostro sono stati completamente sostituiti da forme di assistenza e di protezione giuridica delle persone fragili più contemporanee e molto più prossime all'amministrazione di sostegno. È un istituto, quest'ultimo, che è entrato in vigore nel 2004, quindi noi lo consideriamo, come addetti ai lavori, lo consideriamo ancora relativamente giovane, ma rendetevi conto che sono già oltre 20 anni che esiste, insomma, ma di lui se ne parla, non se ne parla mai abbastanza, nel senso che è una figura talmente innovativa rispetto alle precedenti che conoscevamo da averle di fatto soppiantate in tutto e per tutto. Questo perlomeno in molti territori d'Italia, come quello del Veneto, dove viviamo noi, perché vi posso dire che questa regione è considerata a livello nazionale una regione leader, al pari della Liguria e del Friuli Venezia Giulia, perché sono state le prime regioni che si sono dotate di una legge speciale in materia di amministrazione di sostegno, proprio con la finalità di promulgare e diffondere il più possibile la conoscenza di questa forma di tutela delle persone fragili. L'interdizione e l'inabilitazione, che ancora esistono, trovano piede molto più spesso nel meridione, laddove la tendenza a standardizzare le problematiche delle persone fragili viene molto spesso ad essere imbrigliata all'interno di queste procedure, che di fatto generano un risultato che sostanzialmente annichilisce la figura della persona fragile e la va a condizionare al punto da privarla completamente da quella che può essere la capacità di agire della stessa. E quindi, come diceva il professor Cendon, che è stato un grandissimo autorevole promotore di questa forma di amministrazione di sostegno come figura contemporanea, l'interdizione e l'inabilitazione si possono considerare come degli istituti che calano dall'alto e che tendono a fare uno stampino sulle caratteristiche dell'interessato, cioè quello che deborda viene eliminato e quello che magari manca all'interno dello stampino non importa, tanto quello è il perimetro entro il quale lui si dovrà muovere. L'amministrazione di sostegno invece parte da una concezione completamente diversa, dice analizziamo quelle che sono le fragilità del soggetto bisognoso, costruiamo quindi la figura protettiva partendo dal basso e in questo modo saremo in grado di valorizzare quelli che sono gli aspetti della personalità e delle capacità residuali che l'incapace, il fragile ancora può conservare e andiamo a costruirci attorno un supporto, un sostegno che sarà individuale e distinto da ciascuno da quello dell'altro, perché diverse saranno le fragilità dei singoli. Una battuta molto semplice aiuta a capire il concetto. Diciamo infatti che gli interdetti sono tutti uguali tra loro, tanto la normativa prevede quella standardizzazione e basta, mentre invece gli amministrati di sostegno sono ciascuno diverso dall'altro. Questo è importante per comprendere. Allora, vi dico un po' di numeri giusto per avere un'idea. In Italia le procedure di volontaria giurisdizione, tra cui quelle che interessano le nomine degli amministratori di sostegno, sono circa 400.000. A Vicenza sono circa attualmente 9.000 e i numeri sono veramente significativi per chi li riesce a decifrare, perché dovete considerare che ogni anno crescono all'incirca di 1.000 pratiche all'anno. Questo significa che noi viviamo in un territorio estremamente sensibile e attento alle esigenze delle persone fragili e questo denota una illuminata visione del futuro, nel senso che gli anziani, perché molto spesso
come adesso vi dirò, le amministrazioni di sostegno interessano gli anziani non vengono dimenticati, non vengono lasciati indietro o chiusi all'interno di una struttura e abbandonati a se stessi, ma vengono ascoltati, e questo è molto importante. Analizziamo adesso che cosa si può andare a tutelare con una norma del genere, con una procedura del genere. Ce lo dice l'articolo 1 della legge numero 6 del 2004, la quale ha istituito per l'appunto per la prima volta questo istituto. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Quindi chi è l'amministratore di sostegno? Un giurista si troverebbe di fronte a moltissime informazioni contenute in questa frase, perché ciascuna singola parola ha un significato e una funzionalità. Anzitutto capiamo che è una figura di sostegno di persone fragili che non sono necessariamente anziani per forza, possono essere anche dei giovani, può trattarsi anche di persone che hanno subito dei traumi che li hanno resi momentaneamente o permanentemente incapaci di provvedere ai loro interessi e all'autodeterminazione delle proprie operazioni. Pensiamo a persone che possono avere problemi di tossicodipendenza, pensiamo a persone che possono essere ludopatiche, persone che hanno problemi di alcolismo, persone che hanno delle patologie, magari anche delle persone che hanno subito dei traumi che magari sono entrate in coma. Ma molto spesso pensiamo agli anziani, perché statisticamente è dimostrato che la maggior parte delle procedure di amministrazione di sostegno interessano persone della terza età. Questo perché sono oggettivamente fisicamente più fragili, quindi sono più soggette a problematiche, a patologie come possono essere l'Alzheimer, la demenza senile, il Parkinson e quant'altro. Ecco allora che l'amministrazione di sostegno mira a tutelare questi individui fornendo loro un sostegno, un supporto per tutte le cose che gli stessi non riescono più a svolgere. Però attenzione, perché parlare di anziani non significa parlare di incapaci, non sono due sinonimi, esistono moltissimi anziani che sono assolutamente nel pieno delle loro capacità di autodeterminarsi e di gestirsi, e quindi per loro non è necessario pensare a questo, però ciascuno di noi sicuramente conoscerà qualcuno che nel corso degli anni, invecchiando, si è reso bisognoso di una forma di assistenza. Assistenza che può essere la più disparata, e infatti l'amministrazione di sostegno, come dicevo prima, consente di modulare le casistiche cercando di far salvaguardare tutto ciò che l'incapace è di per sé ancora in grado di fare, per cui avremo degli atti di ordinaria amministrazione. Pensiamo ad andare a prendere il caffè, a prendere il giornale, andare al cinema con un amico, andare a cena. Queste sono tutte operazioni che il soggetto fragile deve essere comunque in grado di poter fare, se le sue condizioni fisiche lo permettono ovviamente, e che quindi deve essergli riconosciuta la possibilità di farlo. Poi ci sono accanto ad essi delle altre attività magari di vita quotidiana che l'incapace fa fatica a fare da solo, e allora lì magari può avere bisogno di un'assistenza. Pensiamo ad esempio all'andare a incassare i soldi in posta piuttosto che pagare le rette di degenza di una struttura o lo stipendio di un badante, oppure interagire con i medici ospedalieri che gli sottopongono delle richieste per fare consensi informati o a trattamenti sanitari e quant'altro. Ecco che per queste situazioni l'amministratore di sostegno potrebbe assistere, affiancare, consigliare l'incapace in modo da supportarlo nelle decisioni che costui dovrebbe prendere. Un altro esempio molto banale mi viene in mente quando si pensa ad esempio agli investimenti che una persona nell'arco della vita può aver accantonato, accumulato, che poi si ritrova improvvisamente incapace di concretizzare dal punto di vista della loro consistenza, piuttosto che da eventuali suggerimenti di iniziative che l'istituto di credito potrebbe sottoporgli di valutare. Allora ecco che lì l'aiuto, il contributo dell'amministratore di sostegno consisterebbe proprio nel fatto di aiutarlo a comprendere la cosa. Per altri atti ancora di carattere straordinario invece è prevista la possibilità che l'amministratore di sostegno si sostituisca all'incapace, andando a rappresentarlo nel compimento di quegli atti che da solo non è più in grado di fare. Ipotizziamo ad esempio la vendita di un immobile o un'attività di carattere successorio che possa richiedere un coinvolgimento magari di fronte a un notaio, piuttosto che iniziative che possano comportare dei rivoluzionari cambiamenti. Ecco che in questo caso, se lui non è capace di farlo, ci sarà l'amministratore di sostegno che lo farà al posto suo.
L'amministratore di sostegno però che non sarà una figura lasciata isolatamente, libera in maniera indiscriminata di fare ciò che vuole della vita dell'incapace, perché ci sarà sempre al suo fianco la figura dell'autorità giudiziaria, nella persona del giudice tutelare, che è un magistrato che ha il compito di supervisionare tutta l'attività dell'amministrazione di sostegno e quindi in questo modo, attraverso anche l'ausilio del pubblico ministero che va a valutare a sua volta l'operato dell'amministratore, questo può dare garanzia di serietà e di correttezza nell'operato dell'amministratore stesso, al quale quindi verranno demandati dei compiti con la garanzia che costui sarà controllato da parte dell'autorità giudiziaria. Se adesso ci chiediamo chi può essere nominato amministratore di sostegno, vi posso dire che l'interesse principale da salvaguardare è sempre quello della serenità dell'incapace. Per cui in che modo poterlo tutelare al meglio? Offrendogli l'assistenza da parte dei propri congiunti, dei parenti più prossimi. E infatti la normativa prevede esattamente che il giudice tutelare vada a ricercare laddove possibile la figura dell'amministratore di sostegno, ad esempio tra il coniuge, può essere la moglie, può essere il marito nel caso contrario, possono essere dei figli, possono essere dei genitori se magari il beneficiario è giovane, possono essere dei fratelli, possono essere anche degli amici, perché non è necessaria una specifica qualifica per poter fare l'amministratore di sostegno. Ciascuno di noi potrebbe essere chiamato a farlo nell'interesse di un proprio caro. Ogni qualvolta però si rende necessaria la nomina di un amministratore di sostegno qualificato, professionista, ecco che il Tribunale ha a disposizione un elenco di persone che potrebbero essere nominate e all'interno di quell'elenco diciamo ci siamo noi avvocati che spesso e volentieri abbiamo una formazione, proprio una preparazione professionale che ci permette di affrontare molte tematiche che nella vita delle persone ci sono da risolvere. Ecco che la figura del professionista si rende necessaria, ad esempio, quando ci sono conflitti endofamiliari, cioè quando all'interno della famiglia ci sono dei contrasti fra le persone che potrebbero diventare amministratori di sostegno e il beneficiario che ne avrebbe bisogno. Questo, vi dico per esperienza, di solito accade in due ordini di ipotesi. Quando l'amministrazione, cioè quando il beneficiario non ha patrimonio, per cui si trova di fronte a una famiglia di persone che dovrebbero aiutarlo e che non hanno tutta questa voglia di metter mano al portafoglio per contribuire a pagare la retta di degenza della casa dell'anziano, piuttosto che andare a sostenerlo nei momenti economici in cui ce ne fosse bisogno. E allora c'è la tendenza ad abbandonare un po' a se stesso l'incapace dicendo nessuno ha voglia di badarlo perché porta solo rogne. Oppure al contrario, quando il patrimonio è considerevole e allora tutti vanno a tirare per la giacchetta l'anziano parente per dirgli dai, considera me, dammi la procura, vado io in posta, vado io in banca, incarica me, dammi un contributo. E allora ecco che tutti vorrebbero accaparrarsi insomma la fortuna dell'anziano e queste sono tipiche ipotesi in cui invece il giudice, vedendo come si sviluppano le dinamiche, dice no, fermi tutti qua, nominiamo un professionista che mi deve rendere conto e che so che lo sa fare nella maniera in cui io mi trovo bene ad analizzarlo. Infatti, come vi dicevo, il decreto che apre la procedura di amministrazione di sostegno è un decreto che stabilisce quelli che sono i contorni dei poteri e delle attività che sono demandate all'amministratore, il quale da quel momento in poi ha non solo un obbligo di inventariare entro 30 giorni in modo da dare una descrizione oggettiva della situazione che si trova ad analizzare, ma poi ogni anno deve rendere il conto di quello che ha operato, di come si è mosso, di quello che è stato fatto a vantaggio o a svantaggio dell'incapace. Dopodiché, tutte le volte in cui ci sarà bisogno di svolgere attività di carattere straordinario, l'amministratore dovrà rivolgersi al giudice con una relazione preventiva in cui gli si dice guarda che il tal signore ha bisogno di fare questo atto, te lo dico perché questi sono i motivi per cui ti dico di farlo, ti chiedo l'autorizzazione, se c'è un patrimonio del denaro da incassare dimmi come vuoi che io lo investa e quindi si crea un dialogo fra l'amministratore e il giudice, il quale a questo punto garantisce una serietà di operato e di controllo. Cos'altro vi posso dire? Le persone che possono chiedere l'amministrazione di sostegno sono i parenti entro il 4º grado, quindi abbiamo il coniuge, abbiamo i figli, abbiamo i fratelli, oppure gli affini entro il 2º grado, stiamo pensando magari alle nuore, ai generi, ai suoceri, alle suocere, oppure possono essere anche gli operatori sociosanitari,
con i quali la persona si ritrova magari ad avere un contatto e i quali potrebbero rendersi conto dello stato di fragilità della persona anziana e quindi rivolgersi loro all'autorità giudiziaria per farne nominare un amministratore. Potrebbero essere gli assistenti sociali per le stesse ragioni, potrebbe essere anche il pubblico ministero che magari investito della notizia di reato nei confronti di una persona offesa di una certa età per la quale potesse riconoscere una forma di circonvenzione di incapace, potrebbe promuovere a sua volta l'iniziativa, ma potrebbe essere anche lo stesso incapace a chiederla, in un momento in cui magari lui non è ancora in condizioni di difficoltà. E questo è il consiglio che io do sempre ai miei clienti, ai miei assistiti, ogni qualvolta si parla di testamento o si parla di futura stato di bisogno, perché tendenzialmente c'è la tendenza proprio di dire no, rimango lontano da certe tematiche, mi spaventano, voglio essere un po' scaramantico, ma in realtà credetemi è importante lasciare una traccia del vostro pensiero fin tanto che il vostro pensiero rimane lucido e chiaro e comprensibile, perché quello potrebbe essere un cammino illuminato per chi dovesse seguirlo dopo, quindi non solo dopo la vita con un testamento, ma anche prima attraverso ad esempio la designazione di una persona nei confronti della quale si nutre una certa fiducia, una certa stima e si dice se io dovessi avere bisogno vorrei che consideraste di nominarmi quella figura lì. Ecco che questo aiuterebbe chi un domani dovesse analizzare i vostri desideri e questo è fondamentale. Ritengo di aver concluso l'intervento. Grazie. Grazie all'Avvocato Marco Serini, grazie della sua competenza per averci illustrato un tema molto particolare. Un ultimo fenomeno che indaghiamo in questa sessione del giovedì, è un fenomeno che si dimostra in costante aumento, è quello delle persone che lavorano anche dopo aver maturato l'età della pensione. In Italia si stima che siano oltre 500.000, all'incirca il 9,5%, la media nella UE è del 13%. La maggior parte di coloro che mantengono un'attività lavorativa, seppur pensionati, è occupata per necessità economica. Ovviamente da questo calcolo sono esclusi coloro che non si dichiarano quanti svolgono attività di volontariato. Qual è però la dimensione di questo ritorno al passato in Veneto e che impatto sociale sta avendo? Lo chiediamo al dottor Tiziano Barone, che è direttore di Veneto Lavoro e che invito a raggiungermi. Avute le istruzioni? Benvenuto al dottor Barone, l'ascoltiamo, ha bisogno del giro, glielo sposto. Si mette più al centro? Va bene, buon lavoro, l'ascoltiamo. Beh, innanzitutto grazie dell'invito. Noi saremo una burocrazia, no? In realtà noi non ci concepiamo come burocrazia. Veneto Lavoro contiene al suo interno il sistema dei centri per l'impiego che noi riteniamo possano essere rappresentati come dire i medici di base per il lavoro, per cui tutte le persone che hanno bisogno non hanno lavoro e lo cercano vengono da noi, le imprese che cercano lavoratori disoccupati che non hanno lavoro vengono da noi. Noi ogni mese mettiamo a disposizione più di 6.000 posti di lavoro, questo per dire che non siamo una burocrazia. Tra le cose che facciamo delle analisi sistematiche sul mercato del lavoro a partire dai dati che abbiamo amministrativi, cioè i dati relativi alle assunzioni, alle uscite dal mercato del lavoro. E in particolare sul tema demografia e lavoro siamo usciti da un po' da qualche mese, oggi è pubblicato questo quarto edizione perché riteniamo sia fondamentale, sia utile per tutti gli addetti ai lavori ma non solo aver presente le dimensioni
le problematiche legate alla demografia collegate proprio al lavoro, e riteniamo utile in questo momento che ci sia un'attenzione su questo tema. Opus è la collana che trovate sul sito di Veneto Lavoro. Allora, andiamo a vedere qual è la foto delle corti più anziane. E qui vedete la popolazione residente nelle classi di età 45-54, 55-64 e 65-74. Vedete come la corte 55-64, quella rossa, è in crescita, e anche in leggera crescita la corte 65-74, stiamo parlando di dati dal 2004 al 2024. E, dal punto di vista della speranza di vita a 65 anni nella popolazione, vedete che nel Veneto è sotto i 22 anni e in Italia sopra i 21, quindi a 65 anni la speranza di vita ha queste dimensioni. Qui cominciamo a vedere un po' rispetto al lavoro. È interessante come gli occupati con 55 anni e più dal 2004 al 2024 sono passati da 200.000 a 500.000, quindi sono più che raddoppiati. E quindi vedete che anche la percentuale sugli occupati è passata dal 10% al 25%. Questo secondo me è un dato interessante perché dice di una tendenza che è in corso. Infatti il tasso di occupazione, lo vedete a destra, 55-64 e 65 e più, è passato dal 27 al 60, 62, 61. Quindi vuol dire che è in linea con il tasso femminile come tasso di occupazione. Quindi vuol dire che è in qualche modo un dato importante. Tenete conto che il tasso femminile col tasso maschile ha 15 punti in Veneto di differenza, no? E quindi rispetto all'Europa il tasso femminile è 3 punti e mezzo in meno, quindi non è tantissimo. Abbiamo fatto un'analisi su gli over 54 che sono presenti nel mercato del lavoro, quindi chiaramente noi parliamo di persone che hanno un lavoro vero e quindi trasparente, tracciato, non abbiamo una stima sul lavoro nero in questo contesto. Tenete conto che il lavoro nero in genere è il 10% del resto, quindi potete fare una sintesi di questo tipo. Però è interessante come i lavoratori con 55 e più anni, con un rapporto di lavoro attivo in regione nel corso del 2024, siano 500.000. E vedete le classi di età da 55 a 59 207.000, 60-64 172.000 e più di 65 anni 125.000, il 25%. Il peso delle donne è un po' più basso rispetto ai maschi. Vedete il peso degli italiani rispetto agli stranieri è importante e se andiamo a vedere il livello titolo di studio, molto licenza media, licenza elementare, qualifica diploma principalmente. Licenza media 182.000. Quindi è evidente che si trascina un basso tasso di istruzione. Dei 500.000 la maggior parte, l'84%, è risultata occupata con un contratto di lavoro dipendente. Andiamo a vedere invece dove lavorano. Nel 68% nei servizi, questi 500.000,
quindi commercio, servizi turistici, commercio all'ingrosso, trasporti, istruzione, lavoro domestico, sanità, servizi sociali, e un 28% nell'industria, Made in Italy, metalmeccanico, costruzioni, il 4% in agricoltura. Con il programma GOL, che è un'iniziativa di politiche attive che è stata collegata al PNR, da luglio 2022 a giugno 2025 sono stati coinvolti, vedete, 39.000 tra 55 e 59, 25.000 tra 60 e 64 anni e 6.861 over 65. E di tutta questa quota di persone che sono state coinvolte in questo periodo, quindi da luglio 22 a giugno 2025, il 46% si è ricollocato nell'arco di un anno, quindi è tornato al lavoro. Rispetto al ritorno al lavoro è evidente che, qui il commento sostanzialmente ci dice che è un fenomeno che sta avvenendo, e di conseguenza è un fenomeno che va in qualche modo valutato e soprattutto favorito secondo le modalità più trasparenti del mercato del lavoro. Abbiamo poi fatto un'analisi sulle cessazioni di rapporti di lavoro per pensionamento over 54 e si è andati a vedere cosa è successo nei 12 mesi successivi alla comunicazione di pensionamento, e qui possiamo vedere che mediamente il totale si è passati dal 5 al 15%, mentre nella fascia di età 55 e 59 si è passati dal 10 al 20%. Quindi vuol dire che mediamente il 15% di chi è andato in pensione ha continuato a lavorare. Nella fascia più bassa è il 20%. È chiaro che questa è una tendenza che potrebbe anche crescere, probabilmente non cresce all'infinito in questo modo, però ci dà un'idea di un approccio che probabilmente è legato sia alla qualità della vita, ma anche dai bisogni della vita, nel senso che in molti casi è necessario ritornare al lavoro per quadrare il bilancio, oppure è interessante tornare al lavoro per ragioni di ricerca della propria realizzazione. A ricollocarsi sono soprattutto gli uomini e in misura minore le donne. Qui vedete la distribuzione. Dei 15-20.000 che abbiamo trattato dal punto di vista della ricollocazione, abbiamo visto che nel 66% dei casi la persona torna nella stessa azienda dove lavorava prima, okay? Mentre per il 33% in un'altra azienda, di cui un terzo per una durata inferiore ai 3 mesi. Se andiamo a vedere la parte, diciamo, legata all'altra azienda, vedete che un 53% è contratto dipendente e un 47% con altra tipologia contrattuale, mentre nel caso della stessa azienda per il 73% è un contratto dipendente, soprattutto nel settore metalmeccanico, Made in Italy, ingrosso e logistica, quindi attività di produzione, e nell'altro caso invece più il 27% servizi alla persona. È interessante vedere invece sul versante dell'altra azienda il contratto dipendente avviene soprattutto in agricoltura, in alcuni servizi, e per il 47% nei servizi alla persona, nel commercio e nel tempo libero. Comunque è un dato interessante di collegamento con il percorso precedente.
con questo io credo di aver chiuso. Ecco qua. E quindi vi ho fatto risparmiare un po' di 8 minuti. Grazie. E sono disponibile alle domande. Grazie. No, volevo sapere per interesse personale se i giornalisti rimangono spesso al lavoro anche dopo aver raggiunto la pensione. Diciamo che i giornalisti, perlomeno i giornalisti che conosciamo noi, succede spesso. A cacchio. Sì, succede spesso, però nel tempo si affinano, nel senso che noi regolarmente produciamo semilavorati che sono a disposizione dei giornalisti. No, non è che cominciano a lavorare dopo aver raggiunto la pensione. No, non credo. Grazie dottor Barrone, grazie a voi della pazienza e dell'attenzione. Chiudiamo qui questa seconda sessione degli Stati Generali. Appuntamento a domani pomeriggio intorno alle 15:30 con interventi altrettanto interessanti che spazieranno dall'analisi anagrafica della nostra situazione. Si parlerà di nuovo ruolo delle abitazioni, nuova funzione, nuove abitazioni, si parlerà della carenza di personale, molti altri argomenti. Il pomeriggio sarà concluso da un intervento sul tema della sana alimentazione, l'intervento affidato al professor Berrino. Alle 20:30, per chi vorrà, appuntamento conclusivo al Teatro Olimpico, dove sarà protagonista il giornalista scrittore Beppe Severnini, il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Ugo Cappellacci, e concluderà un concerto del tenore Ricci insieme ad una formazione orchestrale femminile. Grazie della vostra attenzione e arrivederci.